1, 2, 3. Buongiorno a tutti e a tutte, se gentilmente iniziamo ad accomodarci, fra qualche minuto partiamo. Grazie. Allora, buongiorno, se per favore prendete posto, grazie. Allora, buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute a questa 10ª edizione di un progetto che si chiama Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Buongiorno innanzitutto ai ragazzi e ai ragazzi delle 12 scuole di tutto il Veneto che hanno partecipato a questa iniziativa.
Io sono Pierpaolo Romani, il coordinatore nazionale di Avviso Pubblico. Vorrei ricordarvi chi sono queste scuole. La prima è una scuola di Rovigo, la città che ci ospita. Grazie Sindaco, grazie all'assessore De Luca per averci aiutato e grazie al Censer a organizzare questa bellissima iniziativa che vede alcune scuole qui e alcune scuole che salutiamo in una sala qui vicino perché siamo veramente in tanti. Le scuole sono l'Istituto De Amicis di Rovigo, l'Istituto Riccatti Luzzati di Treviso, l'Istituto Euganeo di Este, il Liceo Messedaglia di Verona, l'Istituto Aulo Ceccato di Tiene, poi abbiamo il Liceo Cotta di Legnago, poi ci hanno mandato il video l'Istituto Leon Battista Alberti di San Donà di Piave, l'Istituto Luigi Einaudi di Bassano del Grappa, l'Istituto Follador de Rossi di Agordo, eccoli, sono arrivati. Poi abbiamo il Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso e l'Istituto Silvio De Pretto di Schio. Ben arrivati e grazie. Ovviamente salutiamo e ringraziamo anche i rappresentanti delle forze di polizia, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, sono qui davanti a noi che ritireranno fra poco un premio molto importante che è il premio Legalità e Sicurezza, che come per questo progetto è previsto sempre dalla legge 48 del 2012 della Regione del Veneto. Salutiamo ovviamente nuovamente il sindaco di Rovigo, salutiamo tutte le autorità civili e militari presenti, il prefetto, il questore, i comandanti delle forze di polizia, il presidente del tribunale, il procuratore della Repubblica, tanti amministratori e amministratrici del Consiglio regionale, grazie per essere qui, e di tanti comuni del Veneto. Ovviamente un saluto al presidente Roberto Ciambetti che ci accompagna da sempre e lo ringraziamo, e l'assessore Cristiano Corazzari, assessore regionale, e a tutte le altre personalità qui presenti. Ecco, tra poco ci raggiungerà anche la dottoressa Maria Luisa Pellizzari, che è il testimonial della giornata di oggi, che fino a qualche tempo fa è stata la prima vice capovicario della Polizia di Stato e ci porterà una sua testimonianza. Vorrei anche ringraziare però, perché il lavoro per fare questa iniziativa è stato tanto, gli staff della Regione del Veneto e di Avviso Pubblico. Grazie per tutto il lavoro che dietro le quinte avete fatto in questi mesi. E un grazie anche agli insegnanti perché avete accompagnato in maniera splendida i vostri ragazzi. Grazie ai Vigili del Fuoco, grazie alla Croce Rossa, grazie al Censer, a Libera, Rovigo e a tutti i volontari che ci stanno aiutando. Come si svolgerà la giornata di oggi? Qualche indicazione utile. Allora, fra poco avremo dei saluti istituzionali e vedrete chi porterà la parola anche per mandarci dei messaggi importanti. Poi cominceremo a entrare nel vivo della giornata, faremo come gli altri anni, presenteremo il lavoro di una scuola, la prima scuola è l'Istituto Riccatti Luzzati, quindi preparatevi, sapete che ogni scuola ha 5 minuti a disposizione, 2 per illustrare il lavoro che avete fatto. Questi ragazzi hanno fatto un percorso che è durato quasi 6 mesi, hanno incontrato magistrati, rappresentanti delle forze di polizia, esperti, studiosi, rappresentanti della pubblica amministrazione, per capire cosa sono le mafie, come funzionano, come sono arrivati in Veneto, cosa fanno nella nostra regione. Questi ragazzi hanno avuto a disposizione anche dei materiali istituzionali, degli studi, delle ricerche, dei libri, dei film, e quindi hanno cercato di capire questo. E poi in un secondo incontro hanno incontrato dei familiari delle vittime innocenti delle mafie ed è stato un incontro molto bello. A fronte di questo percorso noi abbiamo chiesto ai ragazzi di preparare un lavoro, vedrete ci sono soprattutto dei video ma c'è anche un podcast, bellissimo e interessante, come lavoro di restituzione che oggi presenteranno di fronte a voi. Ben arrivata dottoressa Pellizzari, ci ha raggiunto adesso, buongiorno, grazie di essere qui con noi quest'oggi. E salutiamo anche il questore buongiorno signor questore che è arrivato adesso. Ecco, dopo la presentazione del lavoro e delle scuole alterneremo una scuola con la presentazione dei premiandi al premio Legalità e Sicurezza. Quando avremo finito tutta questa parte ascolteremo la testimonianza della dottoressa Pellizzari. La quarta e ultima parte della giornata vedrà un momento solenne. Vi prego di prestare attenzione a questo e ve lo dico già da adesso perché sarà un momento importantissimo.
sarà il momento in cui leggeremo i nomi delle vittime innocenti delle mafie, che quest'anno, come gli altri anni, questa giornata si colloca idealmente in contatto, in continuità con la giornata che venerdì scorso, 21 marzo, primo giorno di primavera, abbiamo svolto a Trapani. Leggeremo i nomi di 1101 persone, vittime innocenti di mafia, e sentirete ci sono persone che operavano nelle forze di polizia, nella magistratura, ma anche sacerdoti, sindacalisti, amministratori locali, ragazzi e ragazzi, madri e padri di famiglia. E quindi sarà importante sentire, grazie alla vostra voce e a quella delle autorità che gentilmente hanno dato la loro disponibilità, i nomi di queste persone. Prima di passare una di queste vittime, vorrei ricordarlo perché siamo in provincia di Rovigo, è Silvano Franzolin. Silvano Franzolin era un carabiniere che era nato a Pettorazza Grimani, vicino Adria. Ecco, fino a qualche tempo fa di Silvano Franzolin quasi nessuno sapeva nulla. Grazie al progetto della Regione, tante scuole hanno cominciato a parlare di Silvano Franzolin. Alcuni comuni hanno intestato delle strade, delle scuole, quindi ecco, il progetto ha portato questo frutto. Ma che frutti ha portato questo progetto? Li dico brevemente perché credo che meritino di essere ricordati. 10 anni di incontri, 130 scuole coinvolte, più di 6.000 ragazzi e ragazze di tutto il Veneto, circa 300 insegnanti. Capite che è un patrimonio enorme che grazie a questo progetto si è cercato di costruire, ma soprattutto ragazzi e ragazzi, protagonisti siete stati voi. I vostri lavori di oggi, come i lavori dei vostri colleghi degli anni precedenti, saranno visibili su un portale che grazie a questo progetto abbiamo creato. Ve lo dico, visto che se qualcuno poi durante il termine della giornata vorrà vedere, è www.grmiveneto.it. Su questo portale abbiamo messo tutti i video dei lavori delle scuole, che quindi sono visibili non solo in Italia ma in Europa e nel mondo. Ci sono delle fotografie, ma ci sono anche dei documentari, dei video, delle relazioni istituzionali, dei dati, delle statistiche, quindi un patrimonio informativo e di testimonianza unico in sé. E questo progetto ci ha portati a non fermarci neanche durante il periodo della pandemia. Questo lo vorrei sottolineare con forza. Nemmeno durante il periodo della pandemia i ragazzi e le ragazze e i loro insegnanti si sono fermati e seppur a distanza hanno fatto sempre dei lavori bellissimi e pregevoli. Tant'è vero che alcuni comuni li hanno anche utilizzati giustamente per fare dei percorsi di sensibilizzazione e un anno una scuola di Padova è stata premiata anche dalla Presidenza della Camera per un lavoro che aveva presentato proprio grazie a questo progetto. Quindi grazie nuovamente alla Regione del Veneto che ha chiesto ad Avviso Pubblico e anche una collaborazione a Libera Veneto per fare questo progetto. Grazie per questi 10 anni di percorso, di impegno e di memoria che abbiamo fatto insieme e quindi direi adesso di dare inizio a questa bellissima giornata di oggi. Io chiamerei Valeria Cittadin, che è Sindaco di Rovigo, per l'inizio dei saluti istituzionali. Prego, Sindaco, lei la parola. Buongiorno a tutti, saluto prima questi meravigliosi ragazzi perché sono veramente il patrimonio su cui lavorare per esercitare davvero questa importante lotta alla mafia. Saluto tutte le autorità civili e militari presenti, ringrazio il Presidente Ciambetti per aver scelto Rovigo quest'anno per celebrare questa importante iniziativa, ringrazio anche Avviso Pubblico e Libera perché tutto quello che è stato presentato dal Presidente, coordinatore regionale di Avviso Pubblico, è sicuramente dalla dimensione di quanto lavoro si stia facendo e stiate facendo per fare in modo che si parli sempre più di mafia e che i nostri ragazzi abbiano la possibilità di conoscere, soprattutto attraverso le testimonianze, quella che è una bruttissima piaga, insomma, del nostro paese e non solo. E quindi sono molto orgogliosa che questa iniziativa si faccia qui e sono soprattutto curiosa di vedere i lavori di questi ragazzi perché daranno veramente la dimensione di tanto lavoro. Ringrazio anche gli insegnanti, i dirigenti scolastici che si sono messi a disposizione per questo. Penso che la presenza di questi ragazzi sia veramente la strada giusta per combattere questa
questa bruttissima mafia. Buongiorno a tutti e buon lavoro e buon ascolto, perché sicuramente avremo tutti molto da imparare. Grazie. Grazie a lei, Sindaco. Adesso darei la parola alla dottoressa Franca Tancredi, che è prefetto della città di Rovigo. Cito anche la scuola di Piazzola sul Brenta, la scuola Rolando da Piazzola, mi scuso, mi era scappata. Grazie tantissimo per essere qui con noi. Prego, a lei la parola, prefetto, e grazie per essere qui con noi oggi. Grazie a Libera, grazie ad Avviso Pubblico, grazie alla Regione Veneto col Presidente del Consiglio regionale che ha voluto organizzare questa giornata. Il mio è un fuori onda, non erano previsti i saluti istituzionali del prefetto, però desideravo comunque intanto congratularmi per l'iniziativa. Vedere questi ragazzi è una cosa molto importante, e soprattutto perché ho avuto la fortuna nell'ambito del mio percorso professionale di dedicare 8 anni nella gestione dei commissariamenti antimafia nei comuni sciolti per mafia, molti in Calabria, sì, fra enti locali e aziende sanitarie. E soprattutto ho avuto la fortuna di vedere dall'interno quelli che sono i pericoli cui un ente locale, un'azienda si espone alle infiltrazioni, quelli che sono i meccanismi che poi scuotono l'ente al suo interno, e come ci si debba attrezzare per poter combattere queste infiltrazioni. Noi abbiamo una legislazione molto avanzata, incominciamo con la normativa, la Pio La Torre, per finire col pacchetto antimafia, che viene più volte aggiornato. Ecco, io invito i ragazzi che sono qui presenti a una riflessione. Intanto alla fortuna di trovarsi in un contesto territoriale apparentemente esente, ma dico apparentemente perché proprio perché è un apparentemente devono prestare maggiore attenzione e cercare di capire proprio attraverso un confronto con le istituzioni, che deve essere un confronto continuo, costante, non solo con le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine garantiscono un controllo del territorio unico, ma anche con altri soggetti istituzionali, quelli che diciamo nell'ombra lavorano per garantire un'economia legale, per garantire interventi nel rispetto della legalità. Abbiamo visto i recenti interventi normativi che hanno interessato in modo particolare Caivano. Ecco, lo Stato è presente, lo Stato con tutte le sue rappresentanze, lo Stato è presente perché in questi territori, al di là del controllo e dell'attività investigativa, quello che importa ed è fondamentale la sensibilizzazione istituzionale, la sensibilizzazione dei ragazzi. Quindi ben vengano iniziative di questo genere, non ci dobbiamo mai stancare di parlare di legalità. Legalità che noi dobbiamo vivere quotidianamente, dobbiamo fare nostre. I ragazzi devono metabolizzare molto bene questo concetto e implementare la propria azione quotidiana proprio all'insegna della legalità. Grazie per l'opportunità che mi avete dato, per questo saluto istituzionale che va a tutti coloro i quali sono qui presenti. Grazie a lei. Grazie, prefetto. Grazie, chiederei al Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti di portarci il suo saluto. Grazie. Intanto anche da parte mia un buongiorno a tutti e veramente grazie al signor Prefetto per queste parole. Quando nel 2012 abbiamo fatto questa legge come Regione Veneto, il nostro obiettivo era proprio questo: far sì che nelle classi di istituti superiori o anche di altre diciamo, livelli di istruzione ci fosse la possibilità di spiegare la cultura della legalità e di farla permeare, se possibile, già appunto nei primi momenti delle istruzioni importanti che i nostri ragazzi affrontano.
Veramente grazie ad Avviso Pubblico, grazie a Libera per la costante collaborazione con la quale appunto operiamo e facciamo questa è la giornata, ma un grande lavoro che viene fatto alle spalle e che vede, ripeto, la nostra regione, le associazioni interessati fare una grande opera a tutti i livelli. Oggi qui rappresento la regione con la collega Laura Cestari, c'è anche l'assessore Valeria Mantoan che è sensibile sicuramente al tema. Siamo alla 10ª edizione di questa giornata che coincide però con un momento molto particolare della nostra storia. Non vi nascondo il mio spaesamento che vivo perché mi chiedo se debba essere veramente prioritario non solo per l'Italia ma per l'Europa un'iniziativa per riempire gli arsenali con 800 miliardi di armi pagate dai cittadini, sicuramente a fronte di un nemico che potrebbe mettere in pericolo la nostra sicurezza. Una cosa però, a mettere veramente a rischio la nostra sicurezza e la nostra libertà è la malavita organizzata, che opera a livello globale e che a livello mondiale dà vita a un'economia sommersa, devastante. In Italia, secondo l'Istat, Banca d'Italia, CGA di Mestre, sono direttamente riconducibili alla criminalità organizzata mafiosa tra i 16 e i 20 miliardi di euro, anche se altri studi parlano addirittura di 50 miliardi di euro riconducibili all''ndrangheta. A livello europeo, stando a Europol e al centro di ricerca della Commissione europea, si stimano circa 110 miliardi di euro, quali il 40% provenienti dal traffico di droga, che purtroppo inquinano la nostra economia. I cartelli sudamericani da soli muovono almeno 40 miliardi di euro, mentre le triadi cinesi si stima mettono in moto circa 30 miliardi annui di malaffare. 10 miliardi gli Yakuza giapponese, 20 miliardi la mafia russa, 10 miliardi i clan albanesi, 5 miliardi le gang nigeriane. Mi fermo a queste perché le cifre da soli ci spiegano quale sia la dimensione del nemico che abbiamo davanti, la sua forza devastante, perché gran parte di questi immensi capitali danno vita a un fiume di denaro che trasborda e va ad allagare l'economia con effetti devastanti. Noi oggi giustamente ripeteremo i nomi delle vittime innocenti di mafia, oltre 1 migliaio di martiri, ma chiediamoci in verità quanti sono le vittime delle mafie. Non lo sappiamo, ma sappiamo che da un conteggio ufficiale tra il 2006 e il 2012, ad esempio in Messico, si parla di circa 60.000 vittime, senza includere 27.000 persone disperse. Sono vittime le imprese colpite da una concorrenza sleale, sono vittime le famiglie che vivono nel terrore tra soprusi e violenze, sono vittime i più poveri costretti a subire umiliazioni e angherie. I nomi che oggi pronunceremo sono l'emblema di una violenza globale devastante che deve essere combattuta, sicuramente con mezzi moderni, non solo armi, ma anche intelligence, dando mezzi e strumenti adatti all'avanguardia alle forze dell'ordine, alla magistratura, ma che anche la presenza attiva dello Stato nei vari aspetti della vita sociale, Calviano prima citato è un esempio, può appunto essere importante, a iniziare dalla scuola, dalla sanità, la sicurezza sul lavoro, i diritti del cittadino e del consumatore, tutela del risparmio e controllo delle attività finanziarie, lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione e via dicendo. Questa è la guerra che va combattuta. In realtà, come Avviso Pubblico e Libera, non fanno altro che tenere accesa la fiamma della speranza con una onestà straordinaria. Da parte della Regione Veneto questa giornata, quando l'avevamo appunto pensata e ideata, voleva anche essere un ringraziamento da parte nostra, appunto dell'amministrazione regionale, di tutte le amministrazioni del Veneto nei confronti delle forze dell'ordine che ogni giorno garantiscono la nostra sicurezza e lavorano in condizioni, vi assicuro, non sempre semplici, non sempre facili, e fanno qualcosa che va anche oltre il loro compito istituzionale. Quindi veramente grazie, e appunto questa giornata voleva anche essere un grazie istituzionale da parte nostra. Però, ripeto,
noi vogliamo con questa legge, con questo lavoro, farvi capire ragazzi che dobbiamo fin da piccoli riuscire a capire dov'è il male, che è anche attorno a noi, che è anche nelle nostre zone, che inquina in maniera importante le attività economiche, la vita sociale. Ed è appunto con i vostri lavori che avete visto, avete preso coscienza, avete compreso e magari conosciuto realtà che non sapevate, magari proprio vicine a noi e che è importante per la vostra crescita. Dicevo prima a Pierpaolo che mia figlia è stata 2 mesi fa con il Liceo Quadri di Vicenza a Scampia in una visita organizzata da Viso Pubblico e Libera, e appunto il ritorno che ho da genitore da mia figlia è importante, e ho capito che appunto queste iniziative fanno comprendere ai ragazzi appunto che bisogna stare attenti, bisogna avere degli anticorpi nel proprio intimo per riuscire, ripeto, a riconoscere dove è il male, a starne distante e se possibile anche a denunciarlo quando lo vediamo in maniera importante vicino a noi. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente Ciambetti. Chiederei all'assessore Cristiano Corazzari di portarci il suo saluto. Volevo ringraziare i giornalisti e le giornaliste che sono oggi qui presenti e che documenteranno tutta la giornata, così come gli operatori del service che stanno registrando questa giornata e che verrà poi rilanciata sui siti delle regioni di Avviso Pubblico di Libera e sul portale, perché resti in memoria di questa mattinata. Prego Assessore. Grazie, buongiorno a tutti. È veramente bello vedere così tanti ragazzi in una giornata così importante. Ringrazio Avviso Pubblico, Libera, l'Istituto Scolastico Regionale, tutte le scuole coinvolte, gli insegnanti, soprattutto i ragazzi, le nostre forze dell'ordine, le tante autorità. Noi come Regione crediamo molto in questo progetto, tanto che, ragazzi, dovete sapere che la legge di contrasto al crimine organizzato, alle mafie e di diffusione di quella che deve essere una cultura della legalità è una delle poche leggi che è stata votata all'unanimità nel Consiglio regionale. Quindi un bel esempio, direi, di argomenti, di temi su cui tutti dobbiamo lavorare assieme. Voi sicuramente avrete visto tanti film sulla mafia, tante fiction, quasi quasi ci presentano i personaggi di queste organizzazioni mafiose come se fossero dei personaggi positivi, dei personaggi che esercitano un'azione di leader in un contesto e che forse suppliscono in alcuni aspetti a delle carenze dello Stato. E questa è una immagine insidiosa che viene trasmessa e che purtroppo noi tutti tendiamo ad assimilare. Quando pensate al mafioso con la coppola o con il gatto bianco in braccio, siete subito caduti in un grosso tranello. Oggi la mafia ha studiato, oggi la mafia si è evoluta, oggi la mafia si insinua dove c'è il denaro, dove ci sono gli interessi, e lo fa in un modo subdolo, lo fa cominciando a smantellare ed abbattere quella che è la nostra barriera di percezione di ciò che è giusto e di ciò che invece non deve essere giusto e deve essere contrastato. Si comincia dall'accettare qualche compromesso e si finisce in un sistema che diventa criminale. E ricordatevi che non esistono scorciatoie, non esistono strade più semplici per raggiungere magari la propria realizzazione personale, il successo di un'impresa, di un'azienda o di una persona che voglia fare imprenditoria attraverso il crimine, attraverso la mafia, attraverso questo messaggio. Ed è proprio sulla cultura della legalità, sul creare degli anticorpi rispetto a questa filosofia malata che la nostra legge vuole lavorare. Devo ringraziare la mia struttura che
naturalmente si occupa di seguire quei tanti progetti che vengono realizzati nell'ambito dell'applicazione della legge di contrasto alla mafia, come quello odierno. Mi fa molto piacere che vengano coinvolti i ragazzi, gli studenti, e che si raccontino le storie di quelle persone che invece sono state integerrime, inflessibili e che hanno anche dovuto subire l'estremo sacrificio e dare la loro vita per affermare il principio della legalità, il principio che è quello che soprattutto difende i più deboli. Ricordatevi che dove si insinua la filosofia, la mentalità mafiosa, esiste solamente il sopruso dei più deboli e il sopruso di chi vuole rispettare le regole. Oggi siamo spesso interessati da problemi legati alla criminalità. Vediamo sui giornali la microcriminalità, i crimini predatori, quelli che coinvolgono i cittadini, i furti nelle case, nelle abitazioni. Questi destano tanto allarme sociale e vanno contrastati. Non vi sentate esenti anche voi, ragazzi? Sapete che c'è pieno di baby gang in giro ultimamente? Nessuno di voi fa parte, immagino, eh? Alzi la mano chi? Non avete coraggio oggi. Qualcuno ha avuto coraggio. No, scherzi a parte, oggi si parla tanto di crimini predatori, ma si parla troppo poco invece di questi crimini mafiosi determinati da vere e proprie corruttele e associazioni criminali organizzate, ed è soprattutto attraverso la nostra rete di amministratori e tutti coloro che insieme alle forze dell'ordine devono governare la cosa pubblica che noi dobbiamo fare un grande lavoro culturale di attenzione e di prevenzione rispetto a queste infiltrazioni. È una impresa molto complicata e che ci deve sentire protagonisti e impegnati quotidianamente, perché la mafia cambia sempre. La mafia si aggiorna sempre, l'infiltrazione, come ci insegnate, trova sempre nuove forme e alle volte ha una capacità di modificarsi, di trasformarsi, di innovarsi che noi possiamo solo inseguire in quanto abbiamo delle rigidità e delle tempistiche più lunghe. Occorre su questo appunto che vi sia un tessuto culturale complessivo ed un lavoro di forte relazione tra tutti gli interlocutori, tra tutti gli attori, partendo dagli amministratori, che sia assolutamente impermeabile a questa logica. Questo è l'impegno di fondo su cui noi vogliamo lavorare e continuare a lavorare con voi, e lo facciamo sapendo che il Veneto è un tessuto sociale ancora sano, ma non è un tessuto sociale ed economico esente da questo tipo di infiltrazioni, perché ricordatevi che la mafia oggi segue il denaro e segue l'interesse. La nostra è una regione molto sviluppata e soprattutto dove ci sono investimenti e interessi che poi dopo si ripercuotono anche sulla vostra vita quotidiana, ragazzi. Pensate a tutta quella che è la materia ambientale, tema su cui siamo tutti molto sensibili. Quindi con questo mio ringraziamento a voi per il grande e straordinario lavoro che avete fatto con i vostri progetti e con questo mio appello vi faccio un grande saluto. Grazie a voi tutti. Grazie, grazie Assessore. Adesso gli ultimi due saluti: Gaetano Grandi, rappresentante del Comitato Direttivo Nazionale di Avviso Pubblico, e poi ci sarà Enrico Moro in rappresentanza di Libera Rovigo. Ne approfitto per ringraziare l'ufficio scolastico regionale e provinciali che ci hanno dato una grande mano nel realizzare questo progetto in tutti questi anni. Prego Gaetano. Grazie Pierpaolo. Intanto anch'io mi unisco a nome di Avviso Pubblico nel ringraziare tutte le autorità presenti. Ce ne sono stati tanti di ringraziamenti, non voglio replicarli, sarebbe ridondante per voi che ascoltate. Però un ringraziamento lo dobbiamo fare sicuramente alla Regione Veneto, perché se non ci fosse questa legge, non ci fossero questi fondi, manifestazioni come queste e come altre che vengono fatte sul territorio regionale non sarebbero sicuramente possibili. Il secondo ringraziamento lo voglio fare agli insegnanti e ai ragazzi di queste scuole. Ancora oggi noi abbiamo dei programmi che non contemplano un capitolo sulla mafia.
Recentemente io ho proposto, visto che si parlava di cambiamenti di programmi ministeriali, ho proposto al nostro Presidente, visto che Avviso Pubblico ha un colloquio costante anche con le forze parlamentari, di valutare la possibilità di inserire nei programmi scolastici questa materia. Non è possibile sentirci dire che questa criminalità organizzata mina soprattutto il futuro dei giovani e non insegnare ai giovani, se non all'interno delle 15 ore facoltative di educazione civica che poi dopo ogni insegnante può utilizzare come crede, non è possibile che non siano inseriti nei programmi ministeriali. E si è parlato tanto del silenzio. Molti di voi, soprattutto i giovani, non erano ancora nati quando nel 92 ci fu il periodo degli omicidi eccellenti, il generale Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino, Caponnetto, per cui tante cose voi le avete sentite o lette o viste su un film. Oggi queste cose non succedono più. Oggi noi non riusciamo più a riempire le piazze per protestare contro la mafia. Perché? Perché la mafia o l''ndrangheta o la camorra sono tornate ad operare come era prima di Totò Riina. Totò Riina voleva fare la guerra allo Stato ha reagito e ha fatto la fine che fa. La mafia è tornata a comportarsi come? In silenzio. Qualcuno definisce questo clima, questo status, un fenomeno di distrazione di massa. Cioè con tutto quello che noi abbiamo intorno, noi non riusciamo a concentrarci su quello che sta succedendo. Attività criminali come l''ndrangheta, come la camorra, come Cosa Nostra, in questo momento hanno una montagna di soldi, tantissimi soldi che non sanno come spendere, soldi che derivano da tutte attività, compreso quegli spinelli che tanti giovani purtroppo comprano. Io non so quanto costa, ma ricordatevi che ogni volta che voi acquistate uno spinello voi andate a finanziare questo tipo di attività e questi criminali vengono in Lombardia, in Veneto, come abbiamo sentito nelle regioni ricche, perché quando nel 1996 è nato Avviso Pubblico era un'organizzazione creata in Emilia-Romagna, quindi non nel sud, finalizzata a contrastare le infiltrazioni mafiose. Oggi non parliamo più di infiltrazioni mafiose, oggi parliamo di radicamento, cioè la mafia, l''ndrangheta hanno posto sul territorio in modo intelligente, organizzato, flessibile, con tanti prestanomi, tutta una serie di attività ed è qui che noi dobbiamo intervenire, dobbiamo fare cultura della legalità, come diceva Antonino Caponnetto, quando prima di morire a causa di un attentato con una bomba diceva: la mafia teme più la scuola che la giustizia, l'istruzione toglie l'erba sotto i piedi della cultura mafiosa. Ecco, allora noi dobbiamo veramente fare uno sforzo nei confronti di questi giovani e i giovani devono riflettere che non bisogna girarsi da un'altra parte. Quando si vede che c'è qualcosa che non va, quando avete una sensazione di pericolo, dobbiamo attuare quelle che si chiamano sinergie istituzionali. Avete i vostri insegnanti, avete i genitori, avete la polizia locale, la Guardia di Finanza, i carabinieri. Bisogna segnalare queste cose, perché questi criminali vengono a casa vostra, magari voi avete un papà, un genitore che è un imprenditore in difficoltà, gli offrono dei soldi, gli chiedono di entrare nella loro azienda e un po' alla volta se ne impossessano. Dopo 6 mesi, un anno hanno riciclato 100, 200, 1 milione di euro, se ne vanno via e noi siamo rovinati. Quindi ragazzi, stiamo molto attenti a questi fenomeni, non possiamo far finta che non esistono. In questo modo qua noi andiamo a vanificare i sacrifici, gli sforzi dei vostri genitori, dei vostri nonni e soprattutto andiamo a minare quello che è il vostro futuro, perché è il vostro futuro che la criminalità organizzata mette pesantemente in discussione attraverso queste attività. Quindi grazie per queste attività che fate, grazie perché ne parliamo. Grazie Gaetano Grandi, darei la parola a Enrico Moro e invito la prima scuola, l'Istituto Tecnico Riccatti Luzzatti di Treviso, di prepararsi per venire a presentare il loro lavoro. Prego Enrico. Benvenuti a tutte e a tutti qui a Rovigo. Sono sempre contento quando anche a Rovigo si parla di mafie.
Diceva giustamente il prefetto, sembrerebbe un fenomeno marginale e invece Rovigo è la provincia veneta più permeabile alle infiltrazioni mafiose. Non lo dice Libera, lo dice l'Eurispes e lo dice l'Ufficio Studio della Camera di Commercio. Basta scorrere stralci di giornali locali per leggere nomi altisonanti di capi clan, i Diesi, la Cosca Arena, l'Andrina Grande Aracri, i Piserà, gli Arena Nicosia, Antonio Pacifico, Clausi, Villirillo, tutti fatti di cronaca polesani. Peccato che spesso siano trafiletti in seconda o terza pagina, come a voler nascondere, minimizzare, se non negare ancora il fenomeno. Per questo siamo qui oggi, a fianco di Avviso Pubblico, della Regione, delle forze dell'ordine, dell'autorità, degli studenti. Libera non arresta nessuno, tantomeno i mafiosi, ma noi crediamo che parlandone, informando, ragionandoci insieme, si possa creare quella cultura necessaria a debellare la mentalità mafiosa. Libera, martedì 25, ha compiuto 30 anni giusti. È nata all'indomani delle stragi mafiose del 92-93 come spazio di riflessione e documentazione per le numerose realtà impegnate nell'ambito del sociale, dei movimenti pacifisti, delle associazioni ambientaliste, con l'obiettivo di dare vita a una mobilitazione anzitutto di tipo culturale, perché la storia nasce da un presente fatto di scelte, complicità, impegni e, perché no, di disobbedienze. Sta a ciascuno di noi decidere da che parte stare. Per questo, quindi, ringrazio ciascuno dei presenti per essere qui oggi. Grazie. Bene, grazie Enrico Moro a nome di Libera, grazie a tutti coloro che hanno portato i saluti istituzionali e adesso entriamo nel vivo della nostra giornata. Chiederei, eccoli qua, venite ragazzi, i ragazzi dell'Istituto Tecnico Riccati Luzzati di Treviso, facciamogli un bel applauso di incoraggiamento, prendiamo il microfono. Allora, se vi presentate, il vostro nome e cognome e la classe, e se ci illustrate il lavoro e la vittima che avete scelto. Prego. Buongiorno a tutti, io sono Riccardo Coren della terza I. Baldacci Tommaso, terza di Lessa. Cordaro Sofia, terza di Lessa. E siamo dell'Istituto Riccati Luzzati di Treviso. Allora, il nostro metodo di lavoro è stata un'attività di ricerca e di approfondimento sulle diverse vittime di mafia. Non è stato semplice stabilire quale vittima di mafia sarebbe stata la più giusta per questa cerimonia, ma alla fine la nostra scelta è ricaduta su un certo Piersanti Mattarella. Piersanti Mattarella ci ha colpito molto per la sua forza morale e per il suo coraggio di intraprendere quindi una sua politica di riforme in Sicilia. In un'epoca storica dove appunto non solo non era facile parlare di mafia, ma non era praticamente inaccettabile parlare di rapporti tra mafia e politica. Ha vissuto quindi con la convinzione che per il cristiano l'azione politica non possa essere scissa dalla moralità. Grazie, sentiamo. Ci ha colpito il fatto che nei giorni di festa Mattarella rifiutava la scorta perché voleva che i suoi agenti rimanessero con le proprie famiglie. Il 6 gennaio 1980 Piersanti stava recando a messa quando un killer si avvicinò e gli sparò. Suo figlio corse da suo fratello Sergio a avvisarlo, che immediatamente lo portò al pronto soccorso, però purtroppo fu troppo tardi. Ci siamo chiesti come sia possibile che alcuni fatti, anche dopo anni, possano rimanere ancora coperti dal mistero. Ancora oggi, infatti, non c'è assoluta certezza che il delitto di Mattarella sia soltanto una vittima di mafia, ma si presume che fu anche un omicidio di livello politico.
Ora riportiamo le parole della moglie. Quando ho visto il killer distinto misi le mani sopra la testa di Santi. Questo mio gesto lasciò perplesso il killer e ci guardammo negli occhi per un istante e poi iniziò a sparare. Irma Chiazzesi riporta una descrizione dettagliata dell'assassino, ma nessuno le credette. Infatti, a 40 anni dalla morte di Piersanti Mattarella, a livello processuale, la morte rimane ancora all'oscuro. Però la sua figura attrae tutti coloro che credono nella correttezza e nella legalità. Grazie ragazzi, state pure qua. Fermi. Allora, Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia, fratello del nostro attuale capo dello Stato. Vediamo il video che i ragazzi hanno realizzato sulla storia di questa persona. E là! Calamaro! Piersanti Mattarella è una figura che incarna profondamente la passione per la giustizia, l'impegno civile e il coraggio. Nato a Palermo il 24 maggio 1935, apparteneva a una famiglia di tradizione policulturale, con il padre, Bernardo Mattarella, un influente democristiano, e il fratello Sergio, futuro presidente della Repubblica Italiana. Piersanti era un giovane brillante e appassionato. Laureato in giurisprudenza, decise di entrare in politica con una visione di cambiamento. Il suo obiettivo era trasformare la sua città, la Sicilia, e in più generale l'Italia, troppo segnata dalla corruzione, dalle mafie e dalle ingiustizie sociali. Il suo percorso politico lo portò a diventare presidente della regione siciliana nel 1978, un momento cruciale per l'isola, che stava attraversando anni difficili tra il terrorismo, il dominio della mafia e la crisi economica. Resistenze notevoli, e non ce ne nascondiamo il peso. Primo fra tutti la recrudescenza del fenomeno della mafia. Nel suo ruolo, Piersanti cercò di ripulire l'amministrazione regionale, mettendo in atto politiche per combattere la criminalità organizzata e promuovere la trasparenza. Si oppose fermamente alla corruzione e non esitò a denunciare il potere mafioso, un comportamento che lo mise sotto il mirino delle cosche. Il suo impegno gli valse l'appoggio di molti cittadini onesti, ma anche la potente ostilità di chi vedeva nelle sue azioni una minaccia per il loro dominio. Il 6 gennaio 1980 la mafia decise di porre fine alla sua vita. Fu assassinato mentre si trovava nella sua auto sotto casa a Palermo, un atto di violenza che non scosse solo la Sicilia, ma l'intero paese. Ho sceso immediatamente e l'ho portato al pronto soccorso, ma non era possibile, era già morto. E questo naturalmente è un ricordo che per me è molto doloroso. La sua morte non fu solo il sacrificio di un uomo, ma il simbolo di quanto fosse difficile combattere contro un sistema mafioso radicato nelle istituzioni. Ma il ricordo di Piersanti non morì con lui. La sua visione di una Sicilia libera e giusta continuò a vivere nel suo tempo e nelle azioni di chi ha continuato a lottare per la legalità, come suo fratello Sergio, che ha seguito il cammino del fratello con altrettanto impegno, arrivando alla presidenza della Repubblica. Piersanti Mattarella non è solo un martire della lotta alla mafia, ma anche un simbolo della speranza che ogni cittadino possa, con onestà e determinazione, contribuire a cambiare il proprio paese. La sua eredità è viva e il suo esempio continua a ispirare generazioni di italiani. Bravissimi. Grazie, prego, potete accomodarvi. Grazie anche per aver fatto sentire la voce del Presidente. Adesso chiederei al Presidente Roberto Ciambetti e all'assessore Corazzari gentilmente di raggiungermi qui sul palco, perché iniziamo la premiazione del premio Legalità e Sicurezza, e chiedo anche nel frattempo ai ragazzi dell'Istituto Euganeo di Este di prepararsi, perché sarà la seconda scuola che verrà a presentare i lavori. Prego, chiedo di raggiungermi gentilmente sul palco. Allora, Domenico Greco, ispettore di pubblica sicurezza della Questura di Padova, appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la squadra mobile della Questura di Padova. Lui è premiato, prego, e ritirerà anche il premio in nome e per conto di un collega. Io mi sposto. Allora, si chiama Domenico Greco. Sì. Adesso arrivo. Poi abbiamo anche De Crescenzo Agostino, che è vice ispettore appartenente al commissariato di Marghera, Questura di Venezia. E un terzo premiando che non è potuto intervenire,
Mirko De Boni, assistente capo coordinatore appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la squadra mobile della Questura di Belluno, terza sezione reati contro il patrimonio e la PA, che ritira il premio il collega Domenico Greco. Prego. Io farei un grosso applauso a queste persone che si sono particolarmente distinte nel loro lavoro per garantirci legalità e sicurezza. Sì, lui. De Crescenzo Agostino. Eccolo. Fate una foto? Sì, sì. Adesso chiamo anche l'altra persona. Grazie. C'è un'altra persona adesso che chiamiamo, che è Francesco Marsala, vice ispettore della Polizia di Stato. Ritira sempre il premio il collega che ha ritirato anche per gli altri. Grazie per essere qui con noi. Bene, grazie, complimenti e grazie per il lavoro che fate per tutti noi. Grazie. Prego. Sì. Complimenti, complimenti. Bene, adesso presentiamo il lavoro di una scuola che è l'Istituto Euganeo di Este. Prego i ragazzi, eccoli qua, li accogliamo con un bel applauso. Prego ragazzi, so che siete emozionati. Grazie per essere qui, presentatevi e ci presentate il lavoro che avete fatto e la vittima che avete scelto. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Vittoria Follesa di classe quinta SF. Io sono Sattin Marco della classe quinta S. E oggi rappresentiamo l'Istituto Euganeo di Este. Noi abbiamo creato un video multimediale che racconta la storia di Giuseppe e Paolo Borsellino, due persone che hanno dedicato la loro vita alla lotta contro la mafia. Questo elaborato per noi è stato molto importante, dato che crediamo fermamente che non si debba mai rimanere in silenzio di fronte alle ingiustizie e all'omertà. Lo scorso mese, inoltre, abbiamo avuto la fortuna di incontrare Elena, la nipote di Paolo e Giuseppe, che ci ha raccontato la storia della sua famiglia. Quello con Elena è stato un incontro molto emozionante, dato che Elena appunto è una nostra coetanea e ha saputo raccontarci la sua esperienza in modo coinvolgente, facendoci capire la sofferenza che lei e la sua famiglia hanno dovuto affrontare. Ci teniamo innanzitutto a ringraziare Avviso Pubblico e l'Associazione Libera Veneto che ha organizzato oggi l'evento e ci ha ospitati, e vogliamo anche inoltre ringraziare i professori referenti del progetto, il professor Farina, la professoressa Camponogara e la professoressa Guzzon, che oggi ci hanno consentito appunto di coordinare e ci hanno dato l'opportunità di venire a contatto e di riflettere con questa triste realtà e di farci appunto conoscere un argomento così importante che riguarda tutti noi oggi. Bene, grazie ragazzi, guardiamo il video. Buongiorno e benvenuti al TG Euganeo. Oggi vogliamo parlarvi di due persone vittime innocenti della mafia, Paolo e Giuseppe Borsellino, due uomini che, pur essendo lontani dal mondo della criminalità, sono stati travolti dalla brutalità della mafia. Paolo Borsellino è nato e cresciuto a Lucasicula, un piccolo paese in provincia di Agrigento, proveniente da una famiglia umile, grazie all'esempio dei suoi genitori Giuseppe e Calogera, che avevano fatto enormi sacrifici per garantire un futuro migliore ai figli. Negli anni successivi, Paolo decise di avviare una ditta edile specializzata nel calcestruzzo. Il padre Giuseppe, per aiutare il figlio a realizzare il suo sogno, vendette il bar che gestiva da sempre, mettendo tutto ciò che aveva per supportare l'impresa di Paolo.
Nonostante i debiti, Paolo non si lasciò abbattere e continuò a lavorare duramente per far crescere la sua azienda. Con il tempo, però, cominciò a ricevere minacce dalla mafia, che voleva prendere il controllo del suo lavoro. La causa era semplice. Paolo lavorava solo con i privati e non partecipava alle gare d'appalto, togliendo così guadagni alla mafia. Nonostante le intimidazioni, Paolo non cedette mai, rimanendo fedele ai suoi principi di imprenditore onesto. Per questo motivo la mafia decise di eliminarlo il 21 aprile del 92. Il suo corpo fu trovato nella sua Panda, a pochi metri da casa, con i piedi che penzolavano dal finestrino. Il padre Giuseppe, dopo aver assistito a questa drammatica perdita, decise di affrontare il dolore con coraggio, recandosi dai carabinieri di Lucca Sicula per denunciare i nomi dei mandanti e degli esecutori dell'omicidio di suo figlio. Questa azione rappresenta una sfida aperta a Cosa Nostra, che è un'organizzazione criminale di tipo mafioso terroristico presente in Italia, soprattutto in Sicilia, che reagì con una violenza sconvolgente uccidendolo il 17 dicembre del 92. Negli anni successivi la famiglia ha continuato a cercare una verità completa, mentre per la morte di Giuseppe è stata emessa una sentenza definitiva di condanna per uno dei responsabili. Le indagini dell'omicidio di Paolo sono state archiviate, lasciando un senso di ingiustizia e un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari. Le storie di Paolo e Giuseppe Borsellino sono un esempio di coraggio per gli imprenditori che, sotto la minaccia degli organizzatori criminali, faticano a denunciare le estorsioni. Nel 2025 la loro battaglia è ancora attuale. Ogni denuncia e ogni passo avanti rappresentano una vittoria contro la mafia. Grazie. Grazie ragazzi, complimenti a voi e ai vostri insegnanti. Bene, adesso chiederei sempre al presidente Roberto Ciambetti e all'assessore Mantovan se ci raggiungono sul palco. È andata via? Ok. Allora la consigliera Cestari, prego, se ci possono raggiungere sul palco. Perfetto, mettetevi lì così. Bene, la scuola poi che si prepara dopo questa premiazione è il liceo Giovanni Cotta di Legnago, per favore. Allora, chiamo sul palco per il premio Legalità e Sicurezza Antonio Candagliota, agente appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la squadra mobile della Questura di Rovigo, addetto alla terza sezione. Cristian Greggio, vice ispettore appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la squadra mobile della Questura di Rovigo, addetto alla prima sezione. Pento Paolo, ispettore appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la squadra mobile della Questura di Treviso. Prego. Accogliamoli con un forte applauso. Prego. Anche a loro manifestiamo il nostro più grande grazie per il loro impegno per garantirci legalità e sicurezza sui nostri territori. Grazie veramente per il vostro impegno e per il vostro lavoro. Grazie, prego. Resti per un altro? Buongiorno, complimenti, complimenti. Bene, chiedo se ci sono i ragazzi del liceo Cotta di Legnago, eccoli, prego, accogliamoli con un bel applauso che ci stanno raggiungendo. Prego ragazzi, ben arrivati. Buongiorno, siete emozionati? Tantissimo, allora forza. Prego, presentatevi e presentateci il vostro lavoro e la persona a cui lo avete dedicato. Prego. Buongiorno, io sono Asia Farinazzo della seconda B Scienze Umane del liceo Cotta. Buongiorno, io sono Leda Gobbi, sempre della seconda B Scienze Umane del liceo Cotta di Legnago. Buongiorno, sono Valentino Zerbinato, sempre della seconda B Seudi del liceo Cotta. Il nostro video è ispirato tramite un libro, ovvero ciò che è inferno non è.
si aprirà appunto con l'interpretazione di una pagina di questo libro, ovvero Il ricordo di Rita Triana. Grazie e buona visione loro. Allora, accanto a Rita Atria abbiamo appunto potuto conoscere 3P, ovvero padre Pino Puglisi, che fu assassinato ai mafiosi per il suo impegno nei confronti dei bambini e dei giovani di Bracciano, che è un quartiere di Palermo. Rita e 3P sono legati a Falcone e Borsellino, i magistrati uccisi nel 1992 con lo stragismo mafioso da Totò a Rina, e sono il simbolo più conosciuto dello Stato impegnato a combattere la mafia. Bene, allora guardiamo il vostro lavoro, grazie. Sai che Rita Atria? No, neanche tu. Andiamo a scuola e non ci insegnano niente. Ci riempiono la testa di nozioni e si dimenticano la vita. Ma chi è? Una tua amica? È come se lo fosse. Apparteneva a una famiglia di spicco tra quelle mafiose a Partanna. Le hanno ucciso il padre quando aveva 11 anni. Qualche anno dopo le hanno ucciso anche il fratello che era entrato nel giro. Erano molto legati e lui le aveva raccontato tutte le faccende di cui erano a conoscenza. Allora lei ha deciso di non tenersi quei segreti. Ammirava moltissimo Borsellino e ha voluto incontrarlo per raccontargli tutto quello che sapeva. E sai cosa hanno fatto alla madre e i parenti? L'hanno ripudiata e lei è stata costretta ad andare via da Palermo. Poi hanno ucciso Borsellino e Rita una settimana dopo si è buttata dal 7° piano. Era a Roma da settimane da sola. Borsellino aveva anche tentato di metterla in contatto con la madre perché si riconciliassero, ma era stato inutile. Aveva 19 anni, lo capisci? E al funerale non c'era nessuno dei parenti, anzi, la madre, che l'aveva cacciata di casa, qualche settimana dopo è andata sulla tomba e l'ha presa a colpi di martello, spaccando la foto della figlia. Non ne avevo mai sentito parlare. Questo è il punto, il silenzio. Finché ci sarà il silenzio intorno alla gente comune, alla gente che decide di parlare, in questa città non cambierà niente. Gli eroi stanno troppo in alto per poterli imitare. Falcone, Borsellino, li hanno messi così in alto che sono irraggiungibili. Bisogna fare come Don Pino, dare alle persone il coraggio della propria dignità. Rita non ce l'ha fatta perché l'hanno lasciata da sola, anche da morta. Grazie ragazzi, molto bravi. Vorrei solo ricordare che Rita Atria, che apparteneva ad una famiglia di mafia, quando decise di andare a parlare col giudice Borsellino lo fece al termine di una giornata come questa. A scuola fecero un'iniziativa e lei decise di prendere un bus, anziché per andare a Partanna, andò a Marsala e cominciò a raccontare quello che sapeva. Quindi grazie per aver ricordato questa ragazza e per aver riportato quella frase che era del suo tema di maturità. Allora, adesso c'è un altro blocco di premiazioni. Nel frattempo chiedo ai ragazzi dell'Istituto Tecnico Statale Silvio De Pretto di Schio di prepararsi. Chiamo sul palco gentilmente il sindaco di Rovigo e il prefetto per la premiazione. Chiamo le persone che saranno premiate: Fabio Silvestrel, sostituto commissario appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Treviso, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Conegliano. Adriano Carlo Cason, vice ispettore appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Treviso, presso il Commissariato di Conegliano Veneto. E Daniele Brasi, maggiore, appartenente all'Arma dei Carabinieri, già comandante della compagnia di San Donà di Piave.
Accogliamoli con un forte applauso. Prego. Ben arrivato. Prego. Facciamo la foto. Grazie anche a voi per il lavoro che svolgete per garantirci la sicurezza e la legalità sul nostro territorio. Grazie. Ok. Grazie, complimenti. Complimenti, grazie. Bene, chiederei ai ragazzi dell'Istituto Silvio De Pretto di raggiungerci qui sul palco. Dove sono? Siete qui? Eccoci, non vi avevo visto, scusate, ben arrivati, buongiorno. Anche voi vi chiedo gentilmente di presentarvi, di dirci la vittima innocente che avete scelto e il lavoro che avete prodotto. Prego. Allora, buongiorno a tutti, noi siamo gli studenti dell'Istituto ITIS De Pretto, siamo le classi quarte dell'indirizzo ambientale e meccanico. E noi come vittima di mafia abbiamo deciso di portare Giuseppe Fava. Beh, prima di tutto vorremmo ringraziare le associazioni che ci hanno permesso di essere qua oggi, che tra l'altro non è la prima occasione ma già la seconda, e soprattutto anche le nostre docenti che ci hanno seguito in tutte quante le attività. Abbiamo deciso di portare Giuseppe Fava perché con il suo coraggio ha permesso di portare un giornalismo etico, quindi senza filtri, e soprattutto di diffondere un messaggio che altrimenti nessuno avrebbe diffuso. Riteniamo giusto ricordarlo appunto per il concetto etico di giornalismo e di verità pubblica, di cui oggi si fa sempre più bisogno. Tutte le informazioni le abbiamo estrapolate dall'archivio online di Fava, dove lui stesso ha caricato i suoi testi, le sue lettere firmate, e che mette a disposizione gratis a tutti quanti e soprattutto a tutti i giovani. Ci ha davvero colpito la forza e il coraggio dei giovani giornalisti che sono stati vicini a Fava ed hanno continuato a trasmettere le sue parole e a lottare la sua stessa lotta, cercando di estirpare il problema sul nascere. E come lui stesso cita, a che serve essere liberi se non si ha il coraggio di lottare. Bene, guardiamo il video, grazie. Giugno 1980. Esce il primo numero del quotidiano catanese, Giornale del Sud, diretto da Giuseppe Fava. 22 dicembre 1982. Giuseppe Fava pubblica una sua rivista mensile, I Siciliani, che prende di mira, senza censura, la mafia catanese. 5 gennaio 1984. A un anno dall'uscita del primo numero dei Siciliani, Giuseppe Fava viene ucciso da un comando mafioso su mandato del capo clan catanese Nitto Santapaola. Buongiorno, a Catania sono in pieno svolgimento le indagini sull'assassinio del giornalista Giuseppe Fava, ucciso ieri sera poco dopo le 22 da un comando, probabilmente composto da 2 persone. Si rafforza l'ipotesi che il delitto sia stato deciso e compiuto dalla mafia. L'unico nostro attimo di conforto fu sapere che mio padre non si rese conto di morire, perché 5 proiettili alla nuca non ti danno il tempo di capire quello che sta accadendo. Mentre probabilmente rimase fermo con i pensieri, con il sorriso sulle labbra, pensando che di lì a poco avrebbe visto Francesca. Questo fu l'unico effimero conforto che ci è rimasto. L'hanno ucciso perché era intollerabile che un uomo come Giuseppe Fava potesse continuare a rimanere vivo, ma dimostrando che
il diritto alla parola e alla verità, e dimostrando che questo diritto si poteva esercitare senza pagare il prezzo più alto, era quello della vita. C'è quest'uomo che ha il coraggio di raccontare queste collusioni in un momento storico in cui nessuno aveva il coraggio di dirle, ma che era solo. E lì la solitudine purtroppo determina la debolezza. E inesorabilmente, passo dopo passo, si è arrivati al 5 gennaio. Io ho un concetto etico del giornalismo. Ritengo infatti che in una società democratica e libera, quale dovrebbe essere quella italiana, il giornalismo rappresenti la forza essenziale della società. Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena la violenza, la criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili, pretende il funzionamento dei servizi sociali, tiene continuamente allerta le forze dell'ordine, sollecita la costante attenzione della giustizia, impone ai politici il buon governo. Grazie, bellissimo, complimenti. Grazie. Bene, adesso c'è un altro blocco di premiazioni del premio Legalità e Sicurezza e prego la regia di preparare poi un video di una scuola che oggi non ha potuto essere presente, la scuola Alberti di San Donà di Piave, ma vedremo il loro lavoro. Quindi chiederei a due rappresentanti dell'Osservatorio regionale contro la criminalità organizzata, Pigozzo e Bettio, di raggiungerci qui sul palco insieme al signor Questore di Rovigo, il dottor Vomiero. Do lettura delle persone che ricevono questo importante premio. Marco Decò, maresciallo maggiore appartenente all'Arma dei Carabinieri in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Sedico Belluno. Poi Roberto Gennaro e Cristian Invidiato, entrambi appartenenti all'Arma dei Carabinieri in servizio presso l'aliquota radiomobile del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Abano Terme, e Aniello Babele, appartenente all'Arma dei Carabinieri in servizio presso Norm, aliquota radiomobile nella Compagnia dei Carabinieri di Este. Insieme a loro Adolfo Aievoli, luogotenente, cariche speciali, appartenente alla Guardia di Finanza in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia, e Leonardo Davolio, luogotenente, appartenente alla Guardia di Finanza in servizio presso la Tenenza di Occhiobello, provincia di Rovigo. Paolo Todaro, luogotenente, appartenente alla Guardia di Finanza in forza presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza. A tutti loro un grosso e forte applauso. Prego. Adesso vi danno l'attestato. Grazie, facciamo un forte applauso di gratitudine e di ringraziamento. A voi. Grazie a voi. A voi. Facciamo la foto. Grazie, facciamo un applauso anche a questi rappresentanti delle forze di polizia.
Grazie a voi. Bene, adesso vedremo un filmato dell'Istituto Tecnico Leon Battista Alberti di San Donà di Piave, che hanno scelto Paolo e Giuseppe Borsellino come vittime innocenti di mafia, su cui hanno realizzato questo video. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e bentornati sulle frequenze di Radio Out in 103.3 FM. Siamo una radio libera che trasmette dall'Istituto Alberti di San Donà di Piave e che denuncia la mafia sull'esempio dell'attivista antimafia Peppino Impastato. Oggi, 28 marzo 2025, in occasione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, ha accettato il nostro invito un ospite speciale, Elena Borsellino, nipote di Paolo e Giuseppe Borsellino, di Lucasicola in provincia di Agrigento, vittime innocenti della mafia. Benvenuta Elena. Grazie a tutti, è un piacere essere qui oggi nella radio denuncia contro la mafia gestita da voi studenti. Direi subito di partire con la prima domanda. Qual è l'insegnamento più grande che tuo zio e tuo nonno ti hanno lasciato e che non dobbiamo dimenticare? Senza dubbio è quello di non prendere delle scorciatoie e di scegliere sempre la via giusta, anche se è difficile lottare per le cose giuste. Quali sono le ripercussioni nella tua vita derivanti dall'essere nipote di due vittime innocenti della mafia? Devo dire che io mi identifico in mio zio e mio nonno perché sento in me la forte esigenza di dedicare tutta me stessa alla lotta contro la mafia. Collaboro con l'Associazione Libera a Roma, dove nella quotidianità studio e agisco sempre con onestà. Qual è la tua percezione della mafia ad oggi? Purtroppo la mafia si rigenera e, come disse Don Ciotti, l'ultima mafia sarà sempre la penultima. La mafia opera in molti modi, sempre più nuovi e meno visibili, ma non dobbiamo dimenticare che, come disse il magistrato Falcone, la mafia non è una cosa naturale, ma come ha avuto un inizio avrà anche una fine. Sicuramente non sarà facile eliminarla, ma è possibile non alimentarla. Cosa senti di più difficile portare avanti la memoria di tuo zio e di tuo nonno in una società che cambia continuamente? Ogni volta che racconto di mio zio e mio nonno mi chiedo il motivo per cui io lo stia facendo, mi chiedo se ho saputo davvero rendere onore a loro oppure lo sto facendo solo per sfogo. Però a me basta che solo una persona ascolti la mia testimonianza e per me è come se fosse una vittoria contro la mafia. Bene ragazzi, ringraziamo ancora la nostra ospite Elena Borsellino per la bellissima testimonianza che ha voluto regalarci e per averci ricordato che la mafia non merita la nostra paura e non serve per essere importanti per agire in modo onesto e giusto. Un grazie anche a tutti voi che avete scelto di ascoltarci oggi nella nostra denuncia aperta contro le azioni mafiose e criminali sul territorio italiano. Un saluto da Radio 8. Prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Bene, grazie ragazzi per questo bellissimo video. Adesso abbiamo l'ultimo blocco di premiazioni del premio Legalità e Sicurezza. Chiedo nuovamente al sindaco di Rovigo, al presidente della provincia di Rovigo, al consigliere Cestari, di raggiungermi qui sul palco, e le persone a cui verrà dato il premio sono Andrea Marchesin, comandante polizia locale del comune di Oderzo, e Gianni Cecchetto, istruttore polizia locale comune dei Castelli. Buongiorno, ben arrivati e complimenti. Buongiorno. Complimenti. Grazie, se venite un po' più avanti così c'è più. Eccoci, grazie. Nel frattempo chiedo ai ragazzi del liceo Messedaglia di Verona di prepararsi, per favore. Allora, facciamo anche un applauso ai comandanti, grazie del vostro lavoro e complimenti per questo premio. Bene, grazie a tutti. Complimenti, buon lavoro.
Arrivederci. Bene, ragazzi del liceo Messedaglia e poi si preparano i ragazzi dell'istituto De Amicis di Rovigo, seguiranno loro. Prego ragazzi, venite. Facciamogli un bel applauso di benvenuto. Eccoli. Come per tutti gli altri, certo, vi presentate, ci devono far vedere una cosa, io mi sposto per non sottrarvi spazio. Prego, a te la parola. Buongiorno a tutti, io sono Cecilia Catarin, sono di quarta E. Buongiorno, io sono Matteo Cutrino di terza B. E siamo del liceo scientifico Angelo Messedaglia di Verona e oggi proponiamo il cortometraggio che abbiamo realizzato che si chiama Per un pezzo di carta. E questo cortometraggio racconta proprio la storia di Giuseppe Montalto, agente carcerario presso il Luciardone di Palermo, che tra l'altro quest'anno si celebrano i 30 anni della sua morte. E ci tengo particolarmente a ringraziare la moglie Liliana Riccobene e le figlie Ilenia e Federica per il preziosissimo aiuto nella realizzazione del nostro progetto, nonché anche la nostra professoressa Stefania Lombardo per il sostegno durante la realizzazione del cortometraggio, ma per quello che secondo me è la parte più importante, per averci insegnato che noi in Veneto non siamo per nulla esenti dal fenomeno mafioso. Grazie mille a tutti e buona visione. Grazie, guardiamo il vostro video e grazie anche per questo lenzuolo dipinto che ci avete portato oggi. Prego dalla regia. Buon pomeriggio. Apriamo questa edizione del telegiornale con una notizia sconvolgente che verte su tutto il nostro paese. Un omicidio che ha colpito la città di Trapani. Giuseppe Montalto, poliziotto carcerario, è stato ucciso in un attentato di matrice mafiosa. Erano circa le 3 del mattino quando il signor Montalto, da 2 anni a servizio presso il carcere Luciardone di Palermo nella sezione 41 bis riservata a boss mafiosi, è stato sorpreso mentre rientrava nella casa in cui viveva con la famiglia. L'agente è stato raggiunto da 2 colpi di arma da fuoco, ancora al cospetto della moglie e della figlia piccola, salvatesi perché la vittima le ha schermate con il proprio corpo. La politica ha immediatamente condannato l'assassinio e dichiarato che la lotta contro le mafie continuerà senza tregua. Né la scala massiva della strage recente di Capaci, né la paura privata a cui tende questo delitto andranno impunite o inosservate. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa vicenda. Grazie per l'attenzione e buona serata a tutti voi. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Ricorre oggi il 30° anniversario della morte di Giuseppe Montalto, un agente penitenziario attivo a Palermo che il 23 dicembre 1995 fu assassinato davanti alla figlia infante e alla moglie in dolce attesa. I mandanti dell'omicidio, i boss mafiosi Matteo Messina Denaro, Vincenzo Virga e Niccolò di Trapani, furono spinti all'atto dopo la denuncia da parte dell'uomo di uno scambio di pizzini che aveva intercettato nel settore 41 bis del carcere Luciardone dove lavorava. In sua memoria, la moglie Liliana Riccobene rilascia un'intervista. La parola alla nostra inviata. Buongiorno, sono Sara Camnasi, sono un'inviata per il telegiornale, è un piacere di conoscerla. Piacere mio. Siamo qui per l'anniversario di suo marito, cominciamo quindi con le domande. Quando è diventato quindi poliziotto carcerario, guardia, le preoccupava il suo lavoro anche alla luce della strage di Capaci avvenuta solo qualche anno prima? Quando c'è stata la strage, mio marito non parlava né del lavoro né di mafia, c'erano degli argomenti che a lui non piaceva parlare, non voleva portare quei problemi a casa. Noi due eravamo abituati a raccontarci tutto, quindi per me era una novità, un cambiamento molto radicale, diciamo, importante. Solo che ero distratta dalla nascita di nostra figlia, che lui era molto legato a Federica. Lui non sapeva che nel momento della sua morte che aspettasse un'altra bambina, perché ero appena rimasta incinta, quindi lui non ha saputo nulla di questa gravidanza che ha voluto a tutti i costi portare a termine, anche con grandi difficoltà, perché non era un momento, diciamo, molto bello per me. Ha pensato di allontanarsi dalla casa in cui abitava o dalla Sicilia dopo l'accaduto? Assolutissimamente no. Giuseppe sta qui, anche se lui non c'è più, per me è qui, è casa mia. Che percezione hanno le figlie allora del proprio padre? Allora, mie figlie sono molto orgogliose comunque, un padre amorevole, di un padre presente, diciamo non eroe, perché per noi non è un eroe Giuseppe, perché un eroe forse può essere per gli altri, ma per noi è tutto.
Grazie ragazzi, se vi mettete in centro perché vorrebbero fare una foto al vostro bellissimo lenzuolo, per favore, se vi mettete qui. Grazie. Grazie per aver dato voce anche a questa signora. Ok, venite qui. Allora, nel frattempo ci si preparano i ragazzi dell'Istituto De Amicis di Rovigo a seguire i ragazzi dell'Istituto Follador De Rossi di Agordo. Vi preparate? Prego ragazzi. Beh, facciamogli un bel applauso, loro giocano in casa oggi, quindi sono la scuola che rappresenta la città di Rovigo. Prego ragazzi, vi presentate e ci presentate il vostro lavoro. Buongiorno, sono Se vi avvicinate al microfono un po' di più, per favore. Buongiorno, sono Francesco Gresele. Sono Kraviang Su. Io sono Noran Zabata. Nesrina Bussad e noi siamo della seconda AA dell'Istituto De Amicis. E innanzitutto volevo dire che siamo felicissimi di essere qua e a rappresentare il nostro progetto che abbiamo realizzato con lo scopo di far capire che la mafia non è solo un problema del sud, ma bensì è presente e anche tanto anche qua al nord. È un po' emozionata, è stata bravissima. Scusate. Non preoccuparti, stai tranquilla. So che voi avete fatto un lavoro diverso dagli altri, di cui oggi noi ascolteremo solo un estratto perché è un lavoro particolarmente elaborato e quindi vi invitiamo, è un podcast, a sentirlo sul portale dove già ad oggi pomeriggio verrà caricato. Prego. Con il nostro progetto abbiamo voluto sensibilizzare questa realtà perché solo conoscendola possiamo combatterla e diciamo che durante il nostro, la realizzazione del nostro progetto abbiamo studiato e analizzato diversi dati e interviste di Felice Maniero che abbiamo deciso di portare perché è proprio lui diciamo il pioniere della mafia del nord ed è anche, ci è piaciuto perché è anche un personaggio un po' particolare. E questo progetto è stato portato a termine grazie al supporto dei nostri docenti, professoressa Lorenza Baccaro, Luigi Veronese e Guerrini Alberto, che ringraziamo tantissimo e nulla, spero vi piaccia e niente. Grazie. Ascoltiamo un breve estratto del podcast allora. Grazie davvero. State pure qua, lo ascoltiamo insieme. Benvenuti a Ombre del Passato, il podcast che esplora storie vere del crimine e del cambiamento. Oggi abbiamo il privilegio di parlare con Felice Maniero, ex membro di spicco della Mala del Brenta, una delle organizzazioni criminali più tenute d'Italia. Benvenuto Felice. Ciao, grazie per avermi invitato. È un piacere essere qui. Mi fa anche piacere che ci si interessi per la nostra storia, anche se ammetto che non sia tanto facile parlare di certi temi. È vero, non è facile. Quando si parla di mafia la gente pensa subito al Sud Italia, come se fosse qualcosa di lontano, di estraneo a noi. Oggi, in questa puntata delle Ombre del Passato, abbiamo scelto di parlare della Mala del Brenta proprio per sfatare questo mito, mostrando che una mafia come la vostra è sempre stata presente qui al nord. Tu cosa ne pensi? Allora, spesso si pensa alla mafia come qualcosa che riguarda solo il sud, ma la realtà è ben diversa. La Mala del Brenta è nata proprio in un periodo in cui il Veneto stava cambiando, l'industrializzazione stava crescendo, le città sempre più grandi, come spesso succede c'è un vuoto di potere che permette alle organizzazioni criminali di inserirsi facilmente. E noi avevamo un obiettivo molto semplice: fare soldi. Quest'idea che la mafia sia un fenomeno esclusivo del sud è un errore. Anche al nord la criminalità organizzata è sempre stata presente. È solo che magari agiva nell'ombra, come facevamo noi, cercando di infiltrarsi nei settori legali, nelle imprese e anche nelle amministrazioni locali. Nel 93 sei stato arrestato e hai deciso di cambiare vita, prendendo le distanze dal tuo passato. Ma Felice, ma che cosa ti ha spinto a fare una scelta così radicale? È stata una decisione che hai capito con il tempo oppure c'è stato un momento preciso che ti ha fatto capire che dovevi svoltare pagina?
Come hai detto tu, l'arresto è stato un momento difficile che mi ha fatto capire che dovevo cambiare vita e lasciarmi il passato alle spalle. Però non è stata una decisione immediata. Col tempo ho capito che continuare su quella strada voleva dire distruggermi ancora di più. Poi avevo perso la fiducia nelle persone più vicine, vivevo con una paura costante di essere tradito, ma anche ovviamente di essere arrestato, ucciso, insomma. A quel punto mi sono chiesto cosa mi resta davvero nella mia vita. Niente. Ed è stato proprio in quel momento che ho capito che l'unico modo per avere un futuro era provare a lasciarmi tutto alle spalle e ricominciare da capo. Maniero, sulla base della tua esperienza, oggi cosa consiglieresti a chi sta vivendo una vita simile a quella che hai vissuto tu tanti anni fa? Non lasciate che il passato vi impedisca di costruire un futuro diverso. Ce l'ho fatta, io ce l'ho fatta e vi assicuro che ce la potete fare anche voi. Grazie Maniero, grazie per aver condiviso con noi la tua storia e le tue riflessioni, anche personali. Speriamo che tu abbia davvero riflettuto sugli errori del passato e che il tuo percorso possa essere un esempio per chi oggi si trova in difficoltà. Ricordatevi, la criminalità non porta mai a nulla di buono. Grazie a tutti voi per aver ascoltato Ombre del passato. Bene, grazie ragazzi, grazie. E adesso i ragazzi dell'Istituto Follador De Rossi, per favore, se ci raggiungono qui di Agordo, e si preparano i ragazzi dell'Istituto Aulo Ceccato, perché è la scuola che poi presenterà il prossimo lavoro. L'invito che vi faccio su questo podcast è di ascoltarlo fino alla fine, perché è interessante come viene presentata anche la figura di Maniero. Prego ragazzi, vi presentate, ci presentate il vostro lavoro. Buongiorno a tutti, sono Mattia Rincà della seconda liceo scientifico tradizionale. Salve, sono Smeralda Boniolo della seconda liceo scientifico sportivo. Per il nostro elaborato noi abbiamo deciso di optare per una poesia, su cui poi abbiamo creato il video che tra poco vi faremo vedere. Anche per noi, diciamo, è stato molto difficile scegliere una tra le innumerevoli vittime di mafia, ma alla fine la nostra scelta è ricaduta su Cristina Pavesi. Cristina era una ragazza come tante altre di Conegliano, che per sua sfortuna è rimasta vittima di un assalto a un vagone portavalori da parte della mafia del Brenta di Felice Maniero. Tra le altre vittime di questo assalto non si sono riportati molti feriti e la maggior parte delle altre persone sono uscite illese da questo assalto. Tra queste persone c'era anche la madre della nostra compagna Smeralda. Il 13 dicembre del 1990 mia mamma si trovava sul treno Milano-Venezia, il treno che trasportava un vagone postale scelto come bersaglio dalla mafia del Brenta. Al momento dell'esplosione il treno Bologna-Milano, su cui viaggiava anche Cristina Pavesi, si accostò al treno scelto come bersaglio e l'esplosione, per sfortuna, colpì il vagone di Cristina, che morì sul colpo. Per realizzare questo video ci tengo a ringraziare il professor Cassisi e la professoressa Zambelli e mia mamma per la sua testimonianza, che è stata molto utile oltre ad ulteriori ricerche compiute da noi. Buona visione. Grazie, guardiamo il video. Gioie, dolori, amori cadenti, a tutti di lei restan solo frammenti, schizzati lontano come cocci di vetro, nell'aria nei volti risuonan lamenti. Il battito del treno sulle fredde rotaie, il battito di lei euforico nel petto, il piano imperfetto da loro ideato e lei come un frutto sradicato. Per terra un corpo giaceva ignorato, che prima ammirava le stelle del cielo. Da un piede crudele venne schiacciato, venne spezzato l'ancor giovane stelo.
Fermate binari la corsa, urlate così che lei senta. Fermate il padrone del Brenta, che scogita immense sue trame. Il fiore era lei, il Brenta era lui. Da risorgiva a esondare la riva. Colmo di oro raschiato dal fondo, lo nasconde felice giù nel profondo. Armi, rapine, morti, evasioni, rubava nel mentre sogni e passioni, lasciando stagioni da consumare, tagliando il suo filo ancora da filare. È una ragazza di poche parole, capelli sinuosi come onde del mare. Sopra Bologna ha voluto volare, nel patio raggiunto dall'ultimo sole. Fuori scorrono campi, paesi e città, davanti ai suoi immensi, intensi occhi blu. Che di lì a poco i 1000 soprusi celeranno per sempre, mai più dischiusi. In quel gelido dicembre del 90 il mondo si è incupito, ma non invano la sua vita fu perduta. Ha lasciato nell'aria un monito sbiadito, una verità ancora temuta. E mentre le sue grida riecheggiano lontane, il dolore rimane, l'impegno rimane, la memoria rimane. Grazie. Grazie ragazzi, e ringrazio anche la mamma per aver trovato la forza e il coraggio di portare questa testimonianza. Volevo ricordarvi che stamattina siamo partiti ricordando Silvano Franzolin. Cristina Pavesi è la seconda vittima di mafia veneta. Le altre 2 vittime di mafia sono Marco Padovani, nel 1985 si suicidò, non resse dopo essere stato rapito, sequestrato per tanti anni, non resse a quel trauma. E poi Matteo Toffanin, che fu ucciso nel 1992 a Padova. La sua sfortuna fu quella di stare quella giornata di ritorno dal mare con la sua ragazza su un'auto che era esattamente uguale, variava solo un numero di targa, ma il modello e il colore erano lo stesso, di un narcotrafficante che abitava di fronte alla casa di questa ragazza. Oggi Cristina Marcadella, che è sopravvissuta, è una ragazza, una signora ormai, che va in giro nelle classi e che ha dato un grande contributo a realizzare questo progetto. Quindi vorrei fare un applauso a tutti i familiari delle vittime di mafia venete e non solo, perché è anche la mamma di questa ragazza, perché queste persone che hanno vissuto un grande dolore non se lo sono tenuti dentro, hanno cercato di trasformare, ce l'hanno fatta in tantissimi casi, questo dolore in impegno civile. Noi dobbiamo impegnarci per garantire anche a queste persone la verità e la giustizia che da tanto tempo cercano e che ancora non hanno trovato. Grazie davvero per il lavoro che avete fatto. Allora, adesso chiamerei i ragazzi dell'Istituto Aulo Ceccato e chiederei di prepararsi i ragazzi dell'Istituto Rolando da Piazzola, di Piazzola sul Brenta, che saranno la scuola che ci presenterà il lavoro successivo. Buongiorno, ben arrivati, ben arrivate, presentatevi e raccontateci un po' che lavoro avete fatto. Okay. Buongiorno a tutti, sono Emma Cantele dell'Istituto Aulo Ceccato e a nome di tutto il nostro gruppo voglio ringraziare chi ci ha permesso di essere qui oggi. Buongiorno a tutti, sono Ambra Viceconte. Buongiorno a tutti, io sono Margherita Mistrorigo. Buongiorno a tutti, io sono Arcaro Natalia. Abbiamo scelto di realizzare questo lavoro sulla mafia perché riteniamo sia un tema di grande importanza che deve essere conosciuto e approfondito per comprendere il suo impatto sulla società. Abbiamo deciso di concentrarci su Mico Geraci perché è stato un simbolo di resistenza contro la mafia. Il suo impegno come sindacalista e la sua lotta per la giustizia lo hanno reso una figura significativa. Il suo sacrificio merita di essere ricordato. Grazie dell'ascolto. Bene, guardiamo la storia di Mico Geraci, che era un amministratore pubblico. Prego. Buongiorno e
benvenuti al TG5. Oggi parliamo di mafia, un fenomeno che purtroppo esiste ancora e condiziona la vita di molte persone. La mafia non è solo un gruppo di criminali, ma un sistema che controlla affari illegali come il traffico di droga e le scommesse clandestine. Negli anni molte persone coraggiose hanno cercato di combatterla, pagando anche con la vita. Passo la parola alla mia collega Margherita, che intervisterà un Siamo qui con il signor Luca. Avrei qualche domanda da farle riguardo alla mafia. Cos'è per lei la mafia e come la definirebbe? La mafia, il nome se stesso è una brutta cosa e la definisco un'organizzazione che non va bene per il nostro territorio. Pensa che la mafia sia ancora un problema attuale in Italia? La mafia è molto attuale e non è giova per il nostro nome in Italia e nel mondo. Secondo lei la mafia si è evoluta rispetto al passato e in che modo? Allora, nel passato la mafia era, ognuno voleva contendersi dei territori ammazzandosi, e oggi invece investe nei centri commerciali, dà lavoro anche a gente italiani normali. Ha un messaggio per i giovani che vogliono impegnarsi contro la criminalità organizzata? Io direi di non mettersi dentro a dei gruppi dove ci sono soldi facili che promettono bella vita, e facendo questo con il tempo questo nodo si scioglierà. Grazie mille per la sua disponibilità, arrivederci. Arrivederci, lascio la linea alle Iene. Buongiorno, quest'oggi intervisteremo Enza Shimeka, vedova di Mico Geraci, assassinato dalla mafia nel 1998. Dopo 25 anni di attesa, nel marzo 2024 sono stati arrestati i presunti mandati dell'omicidio. Enza ha espresso sollievo per l'arresto, affermando che finalmente suo marito avrà giustizia. Ora andremo a intervistare Enza Shimeka. Salve Enza, ci racconti chi era suo marito e cosa faceva? Mio marito era un uomo onesto, un lavoratore, non aveva niente a che fare con quell'ambiente lì, ma purtroppo questo non è servito a salvarlo. E quando ha capito che la mafia aveva messo gli occhi su di lui? E come ha scoperto quello che è accaduto? Forse troppo tardi, c'erano segnali, piccoli avvertimenti, ma noi non volevamo crederci. Pensavamo che se non avessimo dato fastidio nessuno ci avrebbe cercato. E ha mai avuto il sospetto che qualcuno vicino a lei sapesse qualcosa ma che non abbia mai parlato? Scusi. Sì, in paesi tutti sanno ma nessuno parla. C'è paura, omertà e spesso questa gente fa una brutta fine. Ha mai avuto minacce dopo l'omicidio di suo marito? Sì, telefonate anonime, lettere, qualcuno mi ha fatto capire che era meglio stare zitta. Ci dispiace Enza, la ringraziamo per la disponibilità. Grazie davvero, complimenti. Adesso chiamerei sul palco i ragazzi dell'Istituto Rolando da Piazzola e si preparano i ragazzi del Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso. Eccoci, facciamogli un bel applauso, ci stanno raggiungendo. Bene, a voi la parola, vi presentate, ci presentate il vostro lavoro. Buongiorno a tutti, noi rappresentiamo gli studenti dell'Istituto Rolando da Piazzola, provincia di Padova, e oggi siamo qui per rappresentare il nostro progetto per la legalità. Questo è il nostro impegno. Abbiamo riflettuto su cosa significa appunto la parola legalità e pensavamo fosse un concetto lontano da noi, ma in realtà si è rivelato un valore fondamentale nella vita quotidiana di tutti, che possiamo praticare ogni giorno. Abbiamo avuto l'idea di progettare questo giardino per la nostra scuola, creando un presidio in memoria di Luigi Bodenza. Luigi Bodenza era una guardia penitenziaria, una persona limpida agli occhi di tutti, e era una vittima della mafia che è stata uccisa il 25 marzo del 1994 e per intimidire lo Stato italiano. Lo Stato italiano ha conferito a Luigi Bodenza la medaglia d'oro al valor civile per il suo mirabile esempio. Sapendo che siamo qui oggi, il fratello di Luigi, Pietro Bodenza, ci recapita questo messaggio. È bellissimo. State realizzando cose che toccano il cuore e la coscienza e portano sulla strada della legalità e della giustizia sociale.
Ricollegandoci alla nostra idea, abbiamo inserito, nel video che vedrete, i progetti per la riqualificazione del giardino della nostra scuola attraverso l'aiuto di Don Gigi Telatin. Lo scopo è di rendere la legalità un valore fruibile per la collettività, per farla fiorire come se fosse un bosco a colori. Se vi mettete solo un attimo insieme, che vi fanno una foto con la vostra dichiarazione di impegno e poi guardiamo il vostro video. Grazie. Prego la regia. Grazie mille ragazzi, grazie per aver ricordato Luigi Bodenza e con la forza di questo progetto e anche di andare a scoprire la storia e la vita di tante persone di cui magari pochissimi conoscono chi erano. Vedo in sala e saluto Don Gigi Telatin, che è stato per tanti anni referente regionale di Libera, ma insieme a Sergio Bettanello dell'Associazione Acalantina, che saluto, si sono sempre impegnati per dare una mano a tanti giovani che vanno a scuola e non solo, perché c'è anche una bellissima casa alpina che si trova nel comune di Calalzo, del comune di Padova, che è stata usata per tanti anni e tuttora per fare attività formative sulla legalità e che speriamo che il comune di Padova continui ad utilizzare per questi scopi. Grazie a tutti e adesso chiedo ai ragazzi del Duca degli Abruzzi di venire qui sul palco. Abbiamo poi un'ultima scuola che è l'Istituto Tecnico Luigi Einaudi di Bassano del Grappa, di raggiungerci, poi sentiremo la testimonianza della dottoressa Pellizzari e quindi vi chiedo, per chi ha ricevuto i foglietti con la lettura dei nomi, per piacere con calma e ordine di iniziare a posizionarsi in questa parte della sala. Salirete attraverso quella porticina, verrete qui, verranno posti due leggii, un leggio dove si leggeranno i nomi delle vittime di mafia con i numeri pari e dispari e la discesa sarà attraverso questa scalinata. Prego ragazze, vi presentate e ci illustrate il vostro lavoro. Grazie.
Buongiorno. Facciamogli un bel applauso anche, di incoraggiamento. Buongiorno a tutti, io sono Gomiero Vittoria della terza C. Buongiorno, io sono Lara Zanchettin della terza BC. Siamo felici di essere qui oggi come partecipanti di questo progetto molto importante e significativo. Siamo 2 classi del Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi di Treviso, terza C e terza BC, che hanno collaborato per la creazione di un progetto che ha avuto come obiettivo sensibilizzare, riflettere e soprattutto non dimenticare tutte le persone vittime di mafia. Abbiamo deciso di portarvi un video che è il frutto di un percorso formativo educativo che ci ha coinvolti in un'esperienza di riflessione profonda. La vittima di mafia che abbiamo scelto di ricordare è Beppe Alfano, un giornalista la cui fermezza nel denunciare le attività mafiose lo ha reso un simbolo di coraggio. Abbiamo scelto lui come persona a cui ispirarci perché la sua onestà e professionalità ha avuto un impatto fondamentale nella lotta contro la mafia. Con questo percorso abbiamo potuto ricordare il sacrificio di uomini e di donne che hanno combattuto la mafia con la forza della parola, dell'impegno e dell'informazione, non indietreggiando mai di fronte alle intimidazioni e alla paura. Abbiamo voluto ripercorrere la sua storia, il suo impegno e l'eredità che ci ha lasciato, perché la memoria non è solo un esercizio del passato, ma un dovere per costruire un futuro migliore. Perciò, come Beppe Alfano, non dobbiamo voltare la testa dall'altra parte e accettare l'omertà, ma dobbiamo lottare per un futuro più giusto, dove la legalità e la verità prevalgono sempre, dovunque e comunque. Un ringraziamento particolare lo vorremmo fare al nostro professore Angelo Visentin, che ci ha permesso di partecipare a questo progetto di crescita. Grazie a tutti e vi auguriamo una buona visione. Allora, grazie. E chiedo solo per favore di fare silenzio, vi potete spostare e allineare facendo silenzio, perché tutte le scuole hanno lo stesso diritto di godere del rispetto e dell'attenzione delle precedenti, ok? Grazie, guardiamo il video. Giuseppe Aldo Felice Alfano, detto Beppe, 1945-1993, fu un giornalista siciliano noto per le sue coraggiose inchieste su mafia, politica e massoneria. Dopo aver studiato economia all'Università di Messina, interruppe gli studi per lavorare come insegnante. Negli anni 70 tornò in Sicilia, dove iniziò a collaborare con radio e televisioni locali e il quotidiano La Sicilia. Le sue inchieste svelarono intrecci tra mafia e imprenditoria, facendo luce sulla rete di protezione del boss Nitto Santapaola a Barcellona Pozzo di Gotto e sulla struttura delle cosche mafiose nel messinese. Alfano non esitava a fare nomi nei suoi articoli, nonostante fosse consapevole dei rischi. Il suo impegno lo rese un bersaglio della criminalità organizzata. L'8 gennaio 1993 fu assassinato con 3 colpi di pistola, mentre era fermo in auto a pochi metri da casa sua. Il processo portò alla condanna del boss Giuseppe Gullotti come mandante e di Nino Merlino come esecutore materiale, ma restano dubbi su eventuali altri responsabili. Nel tempo sono emerse nuove ipotesi, in particolare legate alla latitanza di Santapaola. Nel 2019 la revisione del processo per Gullotti fu accolta grazie a un magistrato poi accusato di corruzione, ma nel 2022 la Corte d'Appello respinse definitivamente la richiesta, confermando la condanna. Nel 2023 l'ultima inchiesta è stata archiviata, ma la famiglia Alfano continua a chiedere verità. Esistono ancora punti oscuri, come indagini balistiche mai eseguite e file recuperati dal computer di Alfano contenenti informazioni su mafia e massoneria. Nel 2024 la nipote Giusy Benigno ha dedicato la sua tesi di laurea al caso, ribadendo che la revisione del processo non avrebbe dovuto essere concessa. Alfano era un giornalista coraggioso e integerrimo che non si lasciava corrompere e intimidire. Nonostante le minacce e i pericoli, continuò a denunciare i legami tra mafia e politica. Considerava l'informazione un dovere sacro, essenziale per la democrazia per contrastare la criminalità. Sempre dalla parte della giustizia, rifiutò l'omertà e cercò di smascherare le ingiustizie.
Beppe Alfano fu un giornalista noto per le sue inchieste sulla mafia e la corruzione in Sicilia, rivelando legami tra criminalità, politica e imprenditoria locale. Si concentrò su traffici illeciti, estorsioni e infiltrazioni mafiose nell'economia, specialmente nelle costruzioni e negli appalti pubblici, documentando omicidi e attività mafiose, suscitando l'ira dei potenti locali. Beppe Alfano fu ucciso l'8 gennaio 1993 a Barcellona, Pozzo di Gotto. Giuseppe Gullotti fu condannato per l'omicidio, ma i mandanti restarono sconosciuti. La figlia Sonia ha lottato per preservare la memoria del padre, denunciando depistaggi e il coinvolgimento dei servizi segreti italiani, con le indagini ancora in corso. Beppe Alfano è commemorato nel Journalist Memorial di Washington e in Italia nella lapide delle vittime innocenti delle mafie e nel pannello della memoria di ossigeno per l'informazione. Luoghi italiani portano il suo nome ed è stato iscritto postumo all'Albo dei giornalisti nel 1998. Il premio giornalistico Beppe Alfano celebra il suo impegno e la sua storia raccontata in libri, trasmissioni e canzoni. Beppe Alfano si distingue per il suo giornalismo d'inchiesta rivolto ai mafiosi, politici e amministratori, affrontando temi complessi con rigore e dando voce ai più deboli. La sua dedizione alla verità lo ha reso una figura di riferimento nel giornalismo italiano. Bene, grazie per aver ricordato Beppe Alfano e attraverso di lui tutti i giornalisti vittime innocenti di mafia. Adesso i ragazzi dell'Istituto Einaudi di Bassano del Grappa li accogliamo anche loro con un grande applauso. Ecco, quelli che devono leggere i nomi, partiamo, ogni pagina ha un numero o pari o dispari. Ecco, arrivino qui innanzitutto quelli diciamo dall'1 al 30, ecco, che hanno i numeri bassi, in maniera tale da riuscire a gestire bene il flusso. Tra poco metteremo anche i leggi e organizzeremo tutto per il meglio. Qui abbiamo un grande cubo e dei piccoli cubi. Curioso, sentiamo che cosa ci proponete. Grazie e benvenuti innanzitutto. Buongiorno a tutti, sono Aurora della classe prima L. Io sono Maia della classe seconda O. Siamo studenti dell'Istituto Tecnico, Economico e Tecnologico Luigi Einaudi di Bassano del Grappa. Oggi vi presenteremo il nostro progetto chiamato Memorie Cubiche. Il progetto ha interessato le nostre due classi, prima L e seconda O. Il cubo che vi presentiamo non è solo un oggetto tridimensionale, ma un simbolo che racconta la storia di una vittima innocente di mafia. Queste le fasi che abbiamo seguito. Abbiamo iniziato il nostro percorso approfondendo la tematica attraverso la discussione in classe, l'esame di alcuni materiali, la visione del film La mafia uccide solo d'estate di Pierfrancesco Di Liberto e la partecipazione ad una presentazione tenuta dal giornalista Ugo Dinello il 2 dicembre, esperto nel campo della lotta alla mafia. Abbiamo ascoltato la storia di un testimone di giustizia, Rocco Mangiardi, il 5 febbraio, che ci ha raccontato la sua esperienza e i motivi che l'hanno spinto a denunciare. Attraverso dei lavori di gruppo abbiamo approfondito la vita di diverse vittime, innocenti della mafia, e fra di esse abbiamo scelto Alberto Calascione. Ogni faccia del cubo rappresenta un aspetto della vita di questo giovane ragazzo, vittima innocente di mafia. Abbiamo utilizzato varie app per creare i contenuti e per assemblarli e abbiamo utilizzato l'applicazione Tagnest per la realtà aumentata. Ogni membro del gruppo ha contribuito con idee e abilità artistiche, rendendo il progetto un vero lavoro di squadra. In conclusione, questo progetto ci ha permesso di comprendere meglio il fenomeno mafioso, il coraggio dei testimoni di mafia e l'importanza della loro voce e la drammatica vicenda di tante vittime innocenti. Speriamo che il nostro cubo possa ispirare altri a riflettere su questi temi e a sostenere la lotta contro la mafia. Ringraziamo Avviso Pubblico per averci fatto partecipare al progetto Giornata regionale della memoria e dell'impegno 2025 e ringraziamo la professoressa Cristina Carli e la professoressa Samantha Parise per averci fatto partecipare a questo. Grazie per la vostra attenzione. Grazie del vostro lavoro, credo ci sia anche un video da vedere, quindi prego la regia di farlo partire. Se questo cubo potesse parlare, cosa ci racconterebbe? La memoria non è lineare, non è piatta. È complessa, sfaccettata, fatta di storie che si intrecciano e ci parlano ancora oggi. Questo cubo è un viaggio dentro una di queste storie, quella di Alberto Calascione, una persona che ha sfidato la mafia e che oggi noi ricordiamo per non permettere che il silenzio vinca.
L'abbiamo chiamato memorie cubiche perché ogni sua faccia rappresenta un pezzo di questa memoria. Ogni lato ci invita a guardare la storia da una prospettiva diversa, a toccarla, a interrogarci. Faccia 1. Alberto Carlascione. Una persona come noi, con sogni, passioni, valori, ma con una differenza. Ha avuto il coraggio di opporsi alla mafia pagando il prezzo più alto. Faccia 2. Il contesto storico. Dove e quando ha vissuto, in che realtà si è trovata a combattere. La mafia non è solo criminalità, è un sistema che si insinua nelle istituzioni, nell'economia, nella società. E spesso chi si ribella lo fa da solo. Racconto il gesto che ha reso Alberto un simbolo, una denuncia, una testimonianza, un atto di coraggio che ha fatto la differenza. In quel momento sapeva di rischiare, ma ha scelto di non voltarsi dall'altra parte. Faccia 3. Il momento cruciale. Alberto Carlascione, finanziere di mare di 25 anni. La notte del 31 maggio 1973 era in pattuglia sul Canale Grande di Venezia. Mentre attraversava con i suoi colleghi il ponte dell'Accademia a bordo del latante servizio, alcuni individui lanciarono dal ponte un elastro travertino. Il suo collega restò ferito gravemente, mentre il comandante rimase illeso e fu il primo a chiamare i soccorsi. Per Alberto non ci fu nulla da fare, morirà all'arrivo in ospedale. L'uomo che lanciò la lastra era un contrabbandiere a cui la finanza aveva sequestrato il motoscafo e voleva vendicarsi. Faccia 4. L'ingiustizia. La mafia ha reagito con la violenza. Un ragazzo così giovane ha il pieno diritto di vivere fino alla fine la sua vita piena di gioia, speranza e serenità. Faccia 5. La invito all'azione. Questa parte è per noi. Cosa possiamo fare? Non basta ricordare, bisogna agire. La mafia non è un problema del passato, ma qualcosa che cambia volto e continua a esistere. Noi possiamo combatterla con la cultura, la consapevolezza, la scelta di non girarci dall'altra parte. La mafia uccide, il silenzio pure, ma la memoria può salvare. E oggi attraverso questo cubo scegliamo di ricordare. Grazie. Grazie davvero ragazzi, complimenti. Potete... No, lasciatelo pure qua che è bello. Lasciatelo qua che è bello. Potete pure scendere, lo mettiamo poi insieme anche ai lavori che hanno prodotto altre scuole. Adesso c'è un momento molto importante. Dottoressa Pellizzari, la invito a raggiungermi qui sul palco. Grazie per prima cosa, sincero, per essere qui con noi oggi. Buongiorno, ben arrivata. Solo 2 parole. Innanzitutto, la dottoressa Pellizzari è nata in Veneto. Eccoci, no? Poi la sua carriera professionale l'ha portata al di fuori della nostra regione. Ma chiedo scusa, la storia della dottoressa Pellizzari potrebbe essere la storia di qualche ragazza che stamattina è qui, no? Che fa un percorso di studio, che si laurea in giurisprudenza all'università, che dentro di sé sente forte anche l'esigenza di fare qualcosa per gli altri, di impegnarsi sul fronte della giustizia, inteso in senso lato, e quindi si impegna nello studio, primo. Secondo, come può succedere nella vita, prova a fare una serie di concorsi, uno dei quali è in polizia. La polizia non sempre è stata aperta al mondo femminile, come anche le altre forze dell'ordine, ma a un certo punto anche le donne possono entrare in polizia. La dottoressa fa un concorso, lo vince e inizia il suo percorso che la porta a lavorare nel Lazio. Poi vado molto sintetico perché lei ha una carriera molto importante, lavora in un nuovo organismo nato negli anni 90 che è la Direzione Investigativa Antimafia, che ci ha accompagnato in questo percorso. Poi ha lavorato anche, è stata responsabile della polizia postale, della polizia stradale, vice direttore della Scuola Superiore della Polizia di Stato, a dire quanto è importante la formazione anche per chi svolge un lavoro importante e significativo come quello delle forze di polizia. Ma soprattutto la dottoressa Pellizzari è stata la prima donna ad essere nominata vice capo vicario della Polizia di Stato. La sua storia, insieme a quella di altre 9 donne, l'abbiamo raccontata in un volume intitolato Donne e Antimafia, che è una graphic novel che abbiamo realizzato anche grazie a questo progetto con la casa editrice Becco Giallo di Padova e che è diventata una sorta di testo di educazione civica. La dottoressa Pellizzari ci ha accompagnato in varie parti d'Italia e la vorrei ringraziare di cuore per la sua veramente grande generosità e disponibilità.
E siccome abbiamo visto che sa parlare i ragazzi, mi permetto di dirla così, ci siamo permessi per tutte queste cose, soprattutto per la sua, direi, credibilità nell'impegno, perché lei si è occupata, credo che i nomi di alcune vittime e di alcuni carnefici di queste vittime lei col suo lavoro li ha incontrati e soprattutto li ha catturati dopo tanti anni di impunità e di latitanza. E allora le chiederemo di portare una testimonianza a questi ragazzi e ragazze che ha visto che attraverso questo progetto hanno provato a chiedersi insieme agli adulti cosa possiamo fare noi come cittadini, perché non si intenda la lotta alla mafia e alla corruzione come un qualcosa che riguarda solo chi ha una divisa o una toga, ma riguardi tutti noi. Prego dottoressa, e c'è il microfono. Le facciamo un bel applauso. Allora, buongiorno a tutti. Io sto un po' in difficoltà perché il nostro presentatore ha detto tutto quello che volevo dire io e quindi cambio completamente così storia e narrazione. Innanzitutto io mi sono emozionata. E quindi devo dire grazie ai ragazzi che hanno costruito questi messaggi, perché se io mi sono emozionata e io questi argomenti, ahimè, li ho trattati per moltissimi anni, vuol dire che siete stati proprio bravi. E perché l'emozione secondo me è importante? Perché quando ci si emoziona ci si appassiona, certo. E quando ci si appassiona ci si impegna. Ecco, io vorrei che questi progetti, queste iniziative molto lodevoli della Regione Veneto, che sempre è in prima linea e devo dire all'avanguardia in moltissime iniziative, abbiano anche il senso non solo della memoria. Voi non c'eravate spesso quando queste cose succedevano, ma mi piacerebbe fossero fonte di impegno quotidiano nelle cose che fate e farete tutti i giorni, ma anche un impegno, spero, attivo, più attivo ancora. In uno di questi video avete parlato di un giornalista che interpretava il suo lavoro in un senso etico. E io mi ci sono ritrovata, vi hanno raccontato un po' la mia velocemente storia. Io nasco a Montagnana, quindi non lontanissimo da qui, faccio il liceo a Padova e anche l'università. E quindi veramente una di voi, qualsiasi ragazza o ragazzo qui presente, potrebbe avere questo percorso. Ma la scelta della facoltà di giurisprudenza è stata fin dall'inizio una scelta che io dico etica. Ecco perché mi torna il ragionamento e il ricordo che voi ci avete fatto di questo giornalista che interpretava il suo ruolo in maniera etica. Anch'io ho sentito questa spinta etica a fare un'attività lavorativa o comunque professionale che mi consentisse di stare dalla parte giusta e di aiutare i miei concittadini a vivere in un mondo migliore e a stare dalla parte giusta senza dover rischiare la vita, perché c'è stato un momento storico di questo Paese, voi non c'eravate, io sì, molti dei presenti sì, in cui stare dalla parte giusta era rischiare la vita. Molti di queste persone che avete raccontato si sono limitate a fare il loro mestiere, a interpretarlo correttamente. Quindi faccio questo concorso in polizia. Ricordano che solo da pochissimi anni era possibile l'accesso delle donne nella Polizia di Stato, preciso, con pari stipendi, pari progressioni in carriera, cioè in una situazione di perfetta parità con quella che era la componente maschile. Lo sottolineo perché vedo molte ragazze qui
e lo considero e la considero per me e per voi una conquista importante. Insomma, da Padova mi ritrovo prima a Roma e poi nel 92, subito dopo la strage di Capaci. La strage di Capaci, per chi non lo sapesse, è quell'evento terroristico, oserei dire, in cui hanno perso la vita in un'esplosione sull'autostrada che da Punta Raisi, che è il luogo dove atterrano gli aerei a Palermo, portava a Palermo, in cui muore Giovanni Falcone, che è un'icona in quel momento della giustizia, perché è il magistrato che combatte la mafia e che è più importante non in Italia, è il magistrato più importante e più conosciuto al mondo, perché aveva già stretto rapporti strettissimi con la FBI americana. Bene, il magistrato più scortato sulla faccia della terra muore in un attentato in cui muore la moglie, che è un magistrato che si chiama Francesca Morvillo, e muoiono 3 poliziotti appartenenti alla Polizia di Stato che gli facevano da scorta. Voglio ricordare i nomi di questi poliziotti perché è una cosa importante dare dignità di nome e cognome alle persone che hanno sacrificato la loro vita uscendo di casa, salutando le famiglie e i propri bambini e non tornando più perché scortavano ben sapendo il rischio che correvano, nonostante ciò andavano a lavorare tutti i giorni. Si tratta di Antonio Montinaro, il caposcorta, di Cillo e Schifani. Sono 3 ragazzi di cui, come Polizia di Stato e come familiari, abbiamo più volte rivendicato la necessità di ricordarli per nome e cognome, perché voi forse non lo sapete, ma per anni si è parlato della strage di Capaci come la morte di Falcone, della moglie e degli agenti della scorta, come se questi agenti della scorta non avessero una dignità di persone. Detto ciò, immaginate una di voi che si ritrova a Palermo assolutamente ignara, con un po' di professionalità, ma ero da pochi anni nelle attività investigative, quindi ero molto giovane, a combattere una realtà che in quel momento era estremamente aggressiva. Aveva ucciso il giudice più importante che in quel momento aveva l'Italia, come vi ho detto, conosciuto nel mondo. Subito dopo uccide il suo erede, quello che veniva considerato l'erede di Falcone, che era il giudice Borsellino, Paolo Borsellino. E poi che fa questa mafia molto aggressiva che si chiama Cosa Nostra? Decide di attaccare lo Stato in quello che loro chiamano, che in Sicilia si chiama il continente. E il continente è quell'altro pezzo di Italia che si è tradotto in attentati fatti a Roma, a Firenze e a Milano. E allora lì non si trattava più di aggredire le persone che comunque si occupavano dell'antimafia. Lì è dove capita, capita, nel senso che l'attacco allo Stato è diventato così preoccupante, così duro da mettere a rischio la vita delle persone, perché sono state attaccate e messi delle bombe in 2 chiese molto importanti di Roma, al Velabro, in un monumento, e scusate, la scelta dei monumenti è assolutamente simbolica secondo me, un monumento a Firenze dove persero la vita un ragazzo che non c'entrava niente in custodia, a Roma non muore nessuno ma per un caso, e poi a Milano. Quindi si decide
Cosa Nostra, che era in quel momento governata dalla cosiddetta ala stragista, cioè da Totò Riina, Bagarella e compagni, decide di fare un attacco frontale allo Stato, per cui lo Stato doveva rispondere, perché era a rischio la tenuta del paese, era a rischio la tenuta democratica di questo paese. Quindi immaginatevi questa giovane fanciulla veneta che a 32 anni si ritrova assieme ad un gruppo meraviglioso di poliziotti, carabinieri e finanzieri, perché la DIA è un ufficio interforze, vuol dire che è composto da tutte le 3 anime delle forze di polizia, che si ritrovano con un peso e un carico così importante di trovare i responsabili di questa strage. Le stragi non erano una novità in Sicilia, la novità era arrestare i responsabili, perché fino a quel momento, purtroppo, molte delle stragi restavano impunite. Ebbene, per me è stata un'esperienza, ancora mi emoziono quando ne parlo, perché è stata un'esperienza faticosissima ma bellissima, perché lo Stato è riuscito e ha dato una risposta importante. Ha arrestato nel giro di 6 mesi, un anno, i responsabili di quella strage. Abbiamo arrestato chi materialmente aveva schiacciato il famoso bottone che aveva poi fatto saltare in aria l'autostrada. Lo dico perché questa è stata una risposta che ha trascinato con sé anche la città di Palermo. Perché fino a quel momento, e questo è il rischio, e per questo sono importanti queste iniziative che si fanno, che la gente si abitua. È normale che qualcuno muore per strada, è normale che un giornalista che dice la verità salti per aria, è normale. Invece in quel momento lo Stato e Palermo hanno risposto finalmente dicendo no, non è normale, noi dobbiamo reagire. Chi è alla mia età ricorderà i lenzuoli bianchi, tutte gli appartamenti, le case, eccetera, veniva esposto un lenzuolo bianco in segno di solidarietà, e da lì è partita una stagione nella quale lo Stato ha dimostrato che se vuole sa rispondere e sa essere presente, e questo ha determinato quello che vi raccontiamo oggi, e cioè che la mafia, Cosa Nostra, si è inabissata. Noi in termini tecnici diciamo questo: si è inabissata, vuole nascondersi, perché ha capito che quando decide di fare uno scontro frontale con uno Stato, l'Italia, l'Italia, questo Stato e queste istituzioni un po' sgarrupate qualche volta, però sanno rispondere in maniera molto efficace. Bisogna stare attenti perché la storia ritorna, questo ce lo insegnano moltissime vicende umane. Può tornare quel momento, e comunque questo momento in cui voi non sentite magistrati uccisi, giornalisti uccisi, avvocati, persone, imprenditori, no, ma la mafia agisce rincorrendo il denaro, e come già vi hanno detto il Veneto, il denaro c'è, e quindi il rischio che qui ci siano delle infiltrazioni mafiose non solo c'è, ma purtroppo per noi e per voi è già reale. Quindi l'inabissamento non vuol dire che è finita la storia, anzi dobbiamo stare ancora più attenti. Tra le altre, uno dei meriti, e mi taccio perché vedo che mi guardano, uno dei meriti di Falcone, perché è diventato un'icona, tanti magistrati bravissimi hanno
studiato e contrastato questo fenomeno, ma lui ha avuto la capacità, in tempi in cui di questo non si parlava, uno, di capire che bisognava lavorare in pool, cioè che non si va da nessuna parte da soli, e questo ve lo dico anche nella vita, da soli non andate da nessuna parte. Falcone l'aveva capito e per primo ha creato i pool antimafia, anche perché se uccidevano uno di loro, gli altri erano a conoscenza del patrimonio informativo e investigativo, e quindi la mafia non li avrebbe fermati nemmeno uccidendoli. Questo era il grande messaggio di Falcone. Secondo, per primo ha capito che bisognava seguire i soldi, e purtroppo questa sua intuizione, condivisa con un grandissimo poliziotto che era il capo della squadra mobile di Palermo, che si chiama Boris Giuliano, ucciso per questo, però loro due insieme avevano capito già allora che bisognava seguire il denaro, e questo è un messaggio che va bene anche adesso. Bisogna seguire il denaro. Detto ciò, mi auguro che qualcuno di voi si sia appassionato, si sia emozionato come mi sono emozionata io, e che magari pensi in futuro di condividere un impegno nella magistratura, nell'avvocatura, nelle forze di polizia, pur mantenendo, e questo mi aspetto che sarà così dopo questa giornata, un vostro impegno quotidiano anche nelle piccole cose, perché la legalità passa anche dal comprare il biglietto per salire sull'autobus. Grazie. Un attimo. Allora, con uno spirito di memoria e soprattutto di impegno, a nome della Regione, di Avviso Pubblico, di Libera, ma di tutti questi ragazzi, di tutte le persone presenti, le facciamo questo omaggio. Grazie per essere stata qui con noi. Grazie davvero, grazie. Bene, ringraziamo nuovamente la dottoressa Pellizzari. Ecco, adesso inizia un momento importantissimo. Chiedo scusa, vi prego per favore di mantenere il silenzio, di ascoltare. Grazie a chi presterà la propria voce per leggere 1101 nomi di vittime innocenti di mafia, che sono quelle di cui si è riusciti a conoscere la storia. E come veniva ricordato stamattina, le vittime di mafia sono certamente molte di più. Allora, chi deve leggere i nomi, salite da questa porta, qui c'è il leggio con i numeri pari, qui c'è il leggio con i numeri dispari, partirà un sottofondo musicale, vi prego per favore di ascoltare i nomi e i cognomi di queste persone. Direi alla regia di avviare il sottofondo musicale. Ringraziamo il sindaco di Rovigo, Valeria Cittadin, che aprirà la lettura dei nomi, tutte le altre autorità e personalità, voi ragazzi e ragazze e i vostri insegnanti, e diamo il via alla lettura. Prego. «21 marzo 2025, 30ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Voglio ricordarle tutte, le vittime innocenti delle mafie e delle stragi, quelle di cui conosciamo le storie, quelle di cui sappiamo solo il nome e le tante delle quali non abbiamo ancora conoscenza. Giuseppe Montalbano, Antonio Polimeni, Giorgio Fallara, Emanuele Attardi, Anna Nocera, Giorgio Verdura, Emanuele Nontarbartolo, Emanuela Sansone, Salvatore Di Stefano, Luciano Nicoletti. Andrea Orlando, Gioe Petrosino, Lorenzo Panepinto, Mariano Barbato, Giorgio Pecoraro, Bernardino Verro, Giorgio Gennaro, Giovanni Zangarà, Costantino Stella,
Giuseppe Rumore. Giuseppe Monticciolo, Alfonso Canzio, Nicolò Alongi, Paolo Lipuma, Croce di Gangi, Paolo Mirmina, Giovanni Orcel, Stefano Caronia, Calogero Faldetta, Carmelo Minardi. Salvatore Varsalona, Giuseppe Zaffuto, Castrense Ferreri, Salvatore Mineo, Gaetano Circo, Pietro Ponzo, Vito Stassi, Giuseppe Cassarà, Vito Cassarà, Giuseppe Compagna. Domenico Spatola, Mario Spatola, Pietro Paolo Spatola, Sebastiano Bonfiglio, Antonino Scuderi, Carmelo Lobrutto, Biagio Pistone, Antonino Ciolino, Antonio Mancino, Andrea Raia. Calogero Comaianni, Filippo Simone, Calcedonio Catalano, Agostino D'Alessandro, Calogero Cicero, Fedele De Francisca, Michele Di Miceli, Mario Paoletti, Rosario Pagano, Giuseppe Scalia. Giuseppe Puntarello, Giorgio Comparetto, Angela Talluto, Raffaele Miceli, Liborio Ansalone, Angelo Lombardi, Vittorio Epifani, Vitangelo Cinquepalmi, Imerio Piccini, Masina Perricone Spinelli. Gaetano Guarino, Pino Camilleri, Giovanni Castiglione, Girolamo Scaccia, Giuseppe Biondo, Giovanni Sant'Angelo, Giuseppe Sant'Angelo, Vincenzo Sant'Angelo, Filippo Forno, Giuseppe Pullara. Nicolò Azzoti, Fiorentino Bonfiglio, Mario Boscone, Pietro Loria, Francesco Sassano, Emanuele Greco, Mario Spampinato, Giovanni Labrocca, Vincenzo Amenduni, Vittorio Levico. Giuditta Levato, Salvatore Patti, Accursio Miraglia, Pietro Macchiarella, Nunzio Sansone, Emanuele Busellini, Margherita Clesceri, Giovanni Grifò, Giorgio Cusenza, Castrense Intravaglia. Vincenza Lafata, Serafino Lascari, Giovanni Megna, Francesco Vicari, Vito Allotta, Giuseppe Di Maggio, Filippo Di Salvo, Vincenzo La Rocca, Vincenza Spina, Michelangelo Salvia. Giuseppe Casarrubea, Vincenzo Lo Iacono, Giuseppe Maniaci, Calogero Caiola, Vito Pipitone, Luigi Genorazzo, Luigi Geronazzo, Leonardo Salvia, Epifano Lipuma, Placido Rizzotto, Giuseppe Letizia. Calogero Cangialosi, Marcantonio Giacalone, Antonio Giacalone, Antonio Di Salvo, Nicola Messina, Celestino Zapponi, Giovanni Taschier, Vita Dorangricchia, Vincenzo Campo Ingrao, Tommaso Triolo. Carlo Guarino, Vito Guarino, Francesco Gulino, Candeloro Catanese, Michele Marinaro, Carmelo Agnone, Quinto Reda, Carmelo Lentini,
Pasquale Marcone, Armando Loddo. Sergio Mancini, Carlo Antonio Pubusa, Gabriele Palandrani, Giovan Battista Alue, Ilario Russo, Giovanni Calabrese, Giuseppe Fiorenza, Salvatore Messina, Francesco Butifar, Leonardo Renda. Antonio Sanginetti, Provvidenza Greco, Domenica Zucco, Filippo Intili, Salvatore Carnevale, Giuseppe Spagnuolo, Vincenzo Leto, Pasquale Almerico, Antonino Pollari, Vincenzo Di Salvo. Vincenzo Savoca, Giovanni Russo, Anna Prestigiacomo, Giuseppina Savoca, Vincenzo Pecoraro, Antonino Pecoraro, Antonino Damanti, Cosimo Cristina, Paolo Bongiorno, Antonino Giannola. Paolino Riccobono, Enrico Mattei, Giacinto Puleo, Giovanni Marchese, Giuseppe Tesauro, Pietro Cannizzarro, Mario Malausa, Silvio Corrao, Calogero Vaccaro, Pasquale Nuccio. Eugenio Altomare, Giorgio Ciacci, Marino Fardelli, Concetta Lemma, Cosimo Gioffrè, Carmelo Battaglia, Giuseppe Burgio, Giuseppe Piani, Salvatore Surolo, Orazio Costantino. Giovanni Domè, Salvatore Bevilacqua, Mauro De Mauro, Rita Caciccia, Rosa Passari, Andrea Gangemi, Nicolina Mazzocchio, Letizia Palumbo, Adriana Vassallo, Annalais Borfo. Angelo Casile, Franco Scordo, Gianni Aricò, Luigi Locelso, Pietro Scaglione, Antonio Lorusso, Vincenzo Riccardelli, Antonella Valenti, Ninfa Marchese, Virginia Marchese. Giovanni Spampinato, Giovanni Ventra, Domenico Cannata, Paolo Di Maio, Alberto Calascione, Maria Giovanna Elia, Salvatore Feudale, Angelo Sorino, Emanuele Riboli, Nicola Ruffo. Giuseppe Bruno, Calogero Monreale, Gaetano Capiello, Francesco Ferlaino, Domenico Facchinieri, Michele Facchinieri, Tullio De Micheli, Giuseppina Utano, Cristina Mazzotti e Angelo Calabrò. Alfredo Manzoni, Giovanni Pomponio, Luisa Fantasia, Mario Ceretto, Luigi Ciaburro, Gerardo D'Arminio, Giuseppe Moscarelli, Caterina Liberti, Salvatore Falcetta, Carmine Apuzzo. Salvatore Longo, Salvatore Buscemi, Francesco Vinci, Alberto Capua, Vincenzo Ranieri, Vincenzo Macri, Francesco Paolo Chiaramonte, Mario Ceschina, Rocco Corica, Pierantonio Castelnuovo. Agostino Aiello, Rocco Gatto, Stefano Condello, Vincenzo Caruso, Pasquale Polverino, Giuseppe Russo, Filippo Costa, Attilio Bonincontro, Donald Mackay, Mariangela Pastiatore. Adriano Ruscalla, Michele Germano, Ugo Triolo, Peppino Impastato, Antonio Esposito Ferraioli, Salvatore Castelbuono, Gaetano Longo, Paolo Giorgetti, Pasquale Cappuccio, Fortunato Furore. Augusto Rancilio, Pasqualino Perri, Mario Scuderi, Alfonso Sgroi, Filadelfo Aparo, Mario Francese, Michele Reina, Giorgio Ambrosoli, Giorgio Boris Giuliano, Calogero Di Bona. Cesare Terranova, Lenin Mancuso, Giovanni Bellissima, Salvatore Bologna, Domenico Marrara, Vincenzo Russo, Antonino Tripodo, Rocco Giuseppe Barillà, Carmelo Di Giorgio, Primo Perdoncini. Baldassare Anastasi, Orlando Legname, Gioacchino Rubino, Piersanti Mattarella, Giuseppe Valerioti, Emanuele Basile, Giannino Losardo, Pietro Cerulli, Gaetano Costa, Carmelo Ianni. Domenico Beneventano, Marcello Torre, Vincenzo Abate, Giuseppe Giovinazzo, Ciro Rossetti, Filomena Morlando, Bruno Vinci, Graziella De Palo, Italo Toni, Antonio Polistra.
Adelmo Fossati, Silvio De Francesco, Giuseppe Gullì, Tammaro Cirillo, Pompea Argentiero, Lucia Altavilla, Donata Lombardi, Vito Ievollela, Sebastiano Bosio, Leopoldo Gassani. Giuseppe Grimaldi, Vincenzo Mulè, Domenico Francavilla, Mariano Virone, Giuseppe Salvia, Mariano Mellone, Rossella Casini, Giuseppe Cuttitta, Michele Borriello, Francesca Moccia. Lorenzo Corosetto, Pierre Michel, Onofrio Valvola, Angelo Di Bartolo, Annunziata Pesce, Lucio Ferrami, Caterina Ciavarella, Elisa Geraci, Luigi D'Alessio, Rosa Visone. Nicolò Piombino, Antonio Salzano, Pio Latorre, Rosario Di Salvo, Gennaro Musella, Giuseppe Lala, Domenico Vecchio, Antonio Valenti, Rodolfo Buscemi, Matteo Rizzuto. Silvano Franzolin, Luigi Di Barca, Salvatore Raiti, Giuseppe Di Lavore, Antonino Burrafato, Salvatore Nuvoletta, Antonio Ammaturo, Pasquale Paola, Paolo Giaccone, Vincenzo Spinelli. Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro, Domenico Russo, Calogero Zucchetto, Carmelo Ceruto, Simonetta Lamberti, Giuliano Pennacchio, Andrea Mormile, Luigi Cafiero e Antimo Graziano. Gennaro De Angelis, Anna Maria Esposito, Antonio De Rosa, Elio Di Mella, Salvatore Dragone, Mario Lattuca, Giovanni Gambino, Francesco Borelli, Alfredo Agosta, Francesco Panzera. Vincenzo Enea, Giovanni Canturi, Raffaele Del Cogliano, Aldo Iermano, Palmina Gigliotti, Graziella Maesano, Maria Maesano, Pompeo Panaro, Bartolomeo Pesce, Antonio Pesce. Filippo Scotti, Luigi Gravina, Mario Dodaro, Gioacchino Martino, Angelina Falco, Francesco Saverio Martino, Armando Clausino, Gian Giacomo Ciaccio Montalto, Pasquale Mandato, Salvatore Pollara. Mario D'Aleo, Giuseppe Bonmarito, Pietro Morici, Bruno Caccia, Rocco Chinicci, Salvatore Bortolotta, Mario Trapassi, Stefano Lisacchi, Sebastiano Alongi, Francesco Imposimato. Domenico Celiento, Antonio Cristiano, Nicandro Izzo, Gioacchino Crisafulli, Francesco Brunitto, Salvatore Zangara, Patrizia Scifo, Vittorio Scifo, Luigi Cangiano, Lia Pipitone. Simone Di Trapani, Giuseppe Bertolami, Domenico Cannatà, Serafino Trifarò, Francesco Pugliese, Pippo Fava, Renato Fonte, Crescenzo Casillo, Giovan Battista Altobelli, Lucia Cerrato. Anna Maria Brandi, Anna De Simone, Giovanni De Simone, Nicola De Simone, Luisella Matarazzo, Maria Luigina Morini, Federica Taglialatela, Abramo Vastarella, Pierfrancesco Leoni, Susanna Cavalli. Angela Calvanese, Carmine Moccia, Valeria Moratello, Giovanni Calabrò, Michele Brescia, Santo Calabrese, Vincenzo Vento, Pietro Busetta, Salvatore Squillace, Francesco Fabrizi. Salvatore Mele, Bruno Adami, Giuseppe Agatino Cannavò, Paolo Signorino, Agostino Mastro di Casa, Adriano della Corte, Aldo Arciuli, Pietro Patti, Giuseppe Mangano, Gioacchino Taglia la Tela. Sergio Cosmai, Giovanni Carbone, Barbara Rizzo Asta, Giuseppe Asta, Salvatore Asta, Beppe Montana, Antonio Cassarrà, Roberto Antiochia, Giuseppe Spada, Antonio Enrico Monteleone. Giancarlo Siani, Biagio Siciliano, Giuditta Milella, Carmine Tripodi, Graziella Campagna, Giuseppe Macheda, Mario Diana, Marco Padovani, Gianluca Canonico, Domenico De Maio. Angelo Viscardi, Giuseppe Romoro, Giovanni Lomoro, Paolo Bottone, Giuseppe Pilardi, Filippo Gebbia, Salvatore Moreale, Francesco Alfano, Vittorio Esposito, Salvatore Benigno.
Claudio Domino, Filippo Salsone, Giovanni Giordano, Nunziata Spina, Antonio Bertuccio, Francesco Prestia, Domenico De Girolamo, Luigi Stagliano, Mario Ferrillo, Salvatore Ledda. Giovanni Garcea, Sebastiano Morabito, Nino Duva, Luigi Iavolassit, Francesco Guadalupi, Francesco Paolo Semilia, Gregorio Fenghi, Giuseppe Rechichi, Rosario Iozia, Giuseppe Cutroneo, Rosario Montalto, Antonio Civinini, Carmelo Ganci, Luciano Pignatelli, Giovanni Di Benedetto, Cosimo Aleo, Agnello Giordano, Giovanni Miletto, Antonino Sciortò, Paolo Svezia. Paolo Ficara, Roberto Rizzi, Amedeo Damiano, Giovanni Selis, Domenico Zappia, Giuseppe Insalaco, Giuseppe Montalbano, Natale Mondo, Donato Boscia, Grazia Scime. Francesco Megna, Alberto Giacomelli, Antonino Saetta, Stefano Saetta, Mauro Rostagno, Luigi Ranieri, Carmelo Zaccarello, Girolamo Marino, Giulio Capilli, Pietro Ragno. Adeb Maniani, Raffaele Antonio Tallarico, Michele Virga, Giuseppe Mascolo, Francesco Salzano, Gianfranco Trezzi, Domenico Carabetta, Walter Briatore, Roberta Lanzino, Francesco Crisopulli. Giuseppe Caruso, Francesco Pepi, Marcella Tassone, Nicola Dantrassi, Vincenzo Grasso, Paolo Vinci, Salvatore Incardona, Antonino Agostino, Ida Castelluccio, Domenico Calviello. Anna Maria Cambria, Carmela Pannone, Pietro Giro, Donato Cappetta, Calogero Loria, Francesco Longo, Giovan Battista Tedesco, Giacomo Catalano, Pietro Polara, Nicolina Biscozzi. Pasquale Primerano, Pasquale Miele, Giuseppe Tizian, Geri San Maslo, Gaetano De Cicco, Domenico Guaracino, Salvatore Benaglia, Gaetano Di Nocera, Michele Pinomalli e Claudio Volpicelli. Andrea Cortellezzi, Antonio Donufrio, Vincenzo Medici, Provvidenza Bonasera, Bruno Clobiaco, Abderramen Meftà, Leonarda Costantino, Vincenza Marino Mannoia, Lucia Costantino, Giuseppe Tallarita. Nicola Giotta Iachino, Emanuele Piazza, Giuseppe Tragna, Giovanni Bonsignore, Antonino Marino, Rosario Livatino, Alessandro Rovetta, Francesco Vecchio, Andrea Bonforte, Giovanni Trecroci. Saverio Purita, Angelo Carbotti, Domenico Catalano, Maria Marcella, Vincenzo Miceli, Elisabetta Gagliardi, Giuseppe Orlando, Michele Arcangelo Tripodi, Pietro Caruso, Nunzio Pandolfi. Arturo Cupito, Roberto Ticli, Mario Greco, Rosario Sciaccia, Giuseppe Marnalo, Stefano Volpe, Francesco Oliviero, Cosimo Durante, Angelo Raffaele Longo, Raffaella Scordo. Calogero Lapiana, Antonio Nunez, Pasquale Felicello, Marco Tedeschi, Ferdinando Barbalace, Marcella Di Levrano, Sergio Esposito, Andrea Esposito, Tobia Andreozzi, Antonio Pontari. Piero Carpita, Luigi Recalcati, Giuseppe Sottile, Luigi Volpe, Nicola Ciuffredda, Antonio Cezza, Cristina Pavesi, Salvatore Pellegrino Pratella, Angelo Alibrandi, Umberto Morbile. Domenico Falcone, Francesco Floramo, Valentino Guarino, Angelica Pirtoli, Giuseppe Sceusa, Salvatore Sceusa, Vincenzo Leonardi, Antonio Carlo Cardoparti, Angelo Riccardo, Demetrio Quattrone. Nicola Soverino, Andrea Savoca, Domenico Randò, Giovanna Sandra Stranieri, Antonio Scopelliti, Libero Grassi, Fabio De Pandi, Giuseppe Aliotto, Antonio Rampino, Silvana Foglietta. Salvatore Daddario, Renato Lio, Francesco Tramonte, Pasquale Cristiano,
Stefano Siragusa, Alberto Varone, Vincenzo Salvatori, Serafino Ogliastro, Giuseppe Grimaldi, Giovanni Grimaldi. Salvatore Atieni, Nicola Guerriero, Giuseppe Sorrenti, Antonio Valenti, Nunziante Cibelli, Vincenzo Giordano, Salvatore Vincenzo Surdo, Gaspare Palmieri, Ignazio Alio Isi, Onofrio Addesi. Francesco Augurusa, Giuseppe Piccolo, Pasquale Malgeri, Antonino Lodovico Bruno, Cirino Catalano, Michele Cianci, Domenico Bruno, Giovanni Cento, Filippo Parisi, Cosima Valente. Domenica Pruzzese, Francesco Paolo Pipitone, Antonio Raia, Giuseppe Leone, Giuseppe Napolitano, Maria Minissale, Simona Sanfilippo, Claudio Sanfilippo, Maurizio Medaglia, Giovanni Cingolani. Salvatore Aversa, Lucia Precenzano, Paolo Borsellino, Antonio Russo, Fortunato Arena, Claudio Pezzuto, Salvatore Mineo, Giuliano Guazzelli, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo. Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Eddie Walter Max Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Rita Atria, Paolo Ficalora, Luigi Sapio, Egidio Campagnello, Pasquale Di Lorenzo, Giovanni Panunzio, Gaetano Giordano, Giuseppe Borsellino, Antonio Tamborino, Mauro Maniglio, Raffaele Vitiello. Emanuele Sauna, Giovanni Lizio, Antonio Di Bona, Nicola Palumbo, Giovanni Carnicella, Antonio Mutto, Pasquale Auriemma, Pasquale Pagano, Paolo Conviello, Vincenzo Costa. Stefano Ceratti, Matteo Tofanin, Giuseppe Coletta, Alfio Camillo Giuga, Flavio Russo, Giuseppe Torre, Beppe Alfano, Lollò Cartisano, Pasquale Campanello, Vincenzo Danna. Vincenzo Vitale, Gennaro Falco, Nicola Remondino, Domenico Nicolò Pandolfo, Maurizio Estate, Fabrizio Nencioni, Angela Fiume, Nadia Nencioni, Caterina Nencioni, Dario Capolicchio. Domenico Nicitra, Carlo Lacatena, Stefano Picerno, Sergio Pasotto, Alessandro Ferrari, Mussafir Driss, Pino Puglisi, Raffaello Di Mercurio, Andrea Castelli e Angelo Carlisi. Calogero Zaffuto, Riccardo Volpe, Antonino Vassallo, Francesco Nazzaro, Giorgio Vanoli, Luigi Iannotta, Antonino Spartà, Salvatore Spartà, Pietro Vincenzo Spartà, Giuseppe Marino. Antonio Mazza, Fabio Garofalo, Michele Molfetta, Diego Passafiume, Giuseppe Sapienza, Giulio De Enrico, Filippo Piccione, Maria Marcella, Maria Dall'Aquila, Antonia Carbone. Vincenzo Garofalo, Antonino Fava, Peppe Diana, Ilaria Alpi, Miran Rovatin, Luigi Bodenza, Maria Teresa Pugliese, Giovanni Simonetti, Salvatore Benici, Francesco Maniscalco. Nicolas Green, Melchiore Gallo, Giuseppe Russo, Cosimo Fabio Mazzolla, Liliana Caruso, Agata Zucchero, Leonardo Santoro, Palmina Scamardella, Antonio Novella, Francesco Aloi. Francesco Bruno, Saverio Liardo, Antonio D'Agostino, Angela Costantino, Carmelo Magli, Rosario Mauriello, Moreau Sinan Cacao, Rosario Adamo, Francesco Marcone, Serafino Famà. Gioacchino Costanzo, Peter Ivulo Iedeche, Fortunato Correale, Antonino Buscemi, Giuseppe Montalto, Giuseppe Cilia, Claudio Manco, Antonio Brandi, Gianmatteo Sole, Genovese Pagliuca.
Pietro Saunua, Pierantonio Sandri, Giuseppe Giammona, Giovanna Giammona, Francesco Saporito, Natale De Grazia, Cesare Boschin, Michele Ciallo, Marcello Palmisano, Giovanni Carbone. Giuseppe Di Matteo, Francesco Tammone, Giuseppe Puglisi, Anna Maria Curno, Giovanna Attardo, Davide Sannino, Santa Puglisi, Salvatore Botta, Salvatore Frazzetto, Giacomo Frazzetto. Maria Antonietta Savona, Riccardo Salerno, Rosario Ministeri, Calogero Tramuta, Celestino Fava, Antonio Moio, Raffaele Pastore, Antonino Polifroni, Salvatore Manzi, Concetta Matarazzo. Michele Cavaliere, Francesco Giorgino, Nicola Melfi, Luigia Esposito, Antonio Falcone, Gennaro Ventura, Giuseppe Lafranca, Ciro Zirpoli, Giulio Castellino, Agata Azzolina. Raffaella Lupoli, Silvia Ruotolo, Angelo Bruno, Francesco Marzano, Andrea Di Marco, Ambrogio Mauri, Vittorio Rega, Augusto Moschetti, Luigi Fanelli, Michele Lerna. Incoronata Solazzo, Maria Incoronata Ramella, Erilda Zausci, Salvatore De Falco, Rosario Flaminio, Alberto Vallefuoco, Giuseppina Guerriero, Luigi Ioculano, Domenico Geraci, Antonio Condello. Maria Angela Ansalone, Giuseppe Maria Viccari, Giuseppe Messina, Graziano Montoni, Giovanni Gargiulo, Giovanni Volpe, Orazio Sciascio, Giuseppe Iacona, Davide Ladini, Saverio Ierace. Antonio Ferrara, Salvatore Ottone, Rosario Salerno, Stefano Pompeo, Filippo Basile, Iso Tellarai, Matteo Di Candia, Vincenzo Vaccaronotte, Luigi Pulli, Raffaele Arnesano. Rodolfo Patera, Ennio Petrosino, Rosa Zaza, Anna Pace, Marco De Franchis, Francesco Salvo, Elisa Valenti, Antonio Lipiello, Salvatore Vaccaronotte, Antonio Sottile. Alberto De Falco, Ferdinando Chiarotti, Francesco Scerbo, Giuseppe Grandolfo, Domenico Gullaci, Maria Colanguli, Amdi Lala, Gaetano De Rosa, Saverio Cataldo, Daniele Zoccola. Salvatore De Rosa, Giuseppe Falanga, Luigi Sequino, Paolo Castaldi, Gianfranco Madia, Valentina Terracciano, Raffaele Iorio, Ferdinando Liguori, Felice De Martino, Aldo Mazzotta. Giulio Giaccio, Tina Motoc, Michele Fazio, Carmelo Benvegna, Stefano Ciaramella, Antonio Della Bona, Maria Grazia Cutuli, Federico Del Prete, Torquato Ciriaco, Usan Balixi. Antonio Petito, Giuseppe Francese, Francesco Santaniello, Stella Costa, Fabio Perissinotto, Domenico Pacilio, Gaetano Marchitelli, Claudio Taglialatela, Paolino Avella, Michele Amico. Giuseppe Rovescio, Antonio Vairo, Paolo Bagnato, Bonifacio Tilocca, Annalisa Durante, Stefano Biondi, Paolo Rodà, Gelsomina Verde, Dario Scherillo, Matilde Sorrentino. Francesco Estatico, Fabio Nunneri, Massimiliano Carbone, Antonio Landieri, Francesco Graziano, Antonio Graziano, Antonio Maiorano, Attilio Manca, Giuseppe Femia, Francesco Rossi. Attilio Romanò, Francesco Fortugno, Giuseppe Riccio, Daniele Polimeni, Gianluca Congiusta, Pepe Tunevic, Emilio Albanese, Fortunato La Rosa,
Salvatore Buglione, Daniele Del Core. Loris Di Roberto, Rodolfo Pacilio, Michele Landa, Antonio Palumbo, Anna Politoskaya, Giuseppe D'Angelo, Luca Cottarelli, Enrico Amelio, Luigi Sicca, Francesco Gaito. Umberto Improta, Giuseppe Vero Palumbo, Luigi Rende, Carmela Fasanella, Romano Fasanella, Domenico De Nittis, Filippo Salvi, Mario Costabile, Domenico Noviello, Marco Pittoni. Raffaele Gargiulo, Raffaele Granata, Giuseppe Minopoli, Lorenzo Riccio, Raffaele Manna, Gvaduo Ovuso Viafe, Justice Sonny Abo, Eric Afun Yeboha, Julius Francis Quave Antiwi, Ibrahim Muslim Alahi. Karim Yakubu Yaawanga, Francesco Alighieri, Gabriele Rossi, Antonio Ciardullo, Ernesto Fabozzi, Peppino Basile, Domenico Dodò Gabriele, Petru Birlandeanu, Gaetano Montanino, Nicola Nappo. Lea Garofalo, Antonio Cangiano, Salvatore Barbaro, Vittorio Maglione, Barbara Corvi, Nicola Sarpa, Fazio Cirolla, Francesco Maria Inizitari, Teresa Buonocore, Angelo Vassallo. Gianluca Cemminiello, Carmine Cannillo, Francesco Ligorio, Vincenzo Liguori, Giuseppe Mizzi, Carlo Canavacciuolo, Maria Concetta Cacciola, Giuseppe Di Terlizzi, Tita Buccafusca, Andrea Nollino. Pasquale Romano, Filippo Ceravolo, Nicola Campolongo, Domenico Petruzzelli, Vincenzo Ferrante, Roberto Mancini, Flori Mesuti, Mariano Bottari, Domenico Martimucci, Jenny Cesarano. Michael Giuseppe Russo, Luigi Galletta, Anatoli Corol, Giovanna Paino, Silvio Mirarchi, Ciro Colonna, Maria Chindamo, Berta Ciaceres, Luigi Luciani, Aurelio Luciani. Daphne Caruana Galizia, Anna Rosa Tarantino, Bruno Ielo, Jan Kuciak, Martina Kusnirova, Amadou Balde, Aladie Cesai, Mussa Kande, Ali Dembele, Lassan Gulten. Anane Kwase, Musse Ture, Lacen Adduk, Awuku Joseph, Ebere Unyunwa, Bafode Camara, Alaghie Sesai, Alasanna Darbo, Eric Kwarteng, Romanus Mbeke. Giumana Dire, Francesco Della Corte, Luc Unculula, Mariel Franco, Dirk Viersum, Peter De Vries, Maurizio Cerrato, Antimo Imperatore, Francesco Pio Maimone, Firdus El Yacciari, Antonella Lopez. A loro e a tutte le vittime innocenti che ancora non conosciamo va la nostra memoria e il nostro impegno.
Grazie a tutti e a tutte. Ci vediamo all'11ª edizione della giornata della memoria e dell'impegno. Grazie a Regione Veneto, grazie a Libera, grazie allo staff, a tutte le autorità, grazie a dottoressa Pellizzari. A presto e buona continuazione di anno scolastico.